Allora, dopo una mattinata ricca di spunti, di idee, di proposte che ci hanno fatto due città fantastiche come Barcellona e come Amsterdam, dove abbiamo visto che insomma si può fare qualcosa, si possono attuare scelte che poi determinano una qualità della vita anche per i cittadini adeguata e che permettono a una città di continuare a vivere. Partendo da quelle esperienze, da quelle suggestioni, riprendiamo con un focus specifico sulla città e lo facciamo iniziando da chi di organizzazione del territorio, di urbanistica, di anche vita vera che con gli studenti avvicina, perché la professoressa Laura Fregolent, che è qua accanto a me, questo fa, cioè non solo studia ma anche permette ai ragazzi di crescere grazie al contatto diretto con la realtà e con la vita della città. E quindi io cedo subito la parola, anche perché poi i tempi sono strettissimi, anche per ribadisco alla fine, nel senso, se riusciamo a finire con interventi non lunghissimi, il dibattito è il momento anche più interessante e più arricchente. Prego Laura, grazie. Grazie Andrea, ad Andrea Martini, e grazie agli organizzatori anche di questo evento e anche ovviamente di avermi invitata. Sì, io lavoro molto con i miei studenti sulla città, Andrea lo sa bene perché glieli ho portati più volte, e credo che l'osservazione sul campo a partire, io insegno in una scuola di urbanistica, quindi l'osservazione sul campo è fondamentale. Non è possibile fare urbanistica, secondo me, senza conoscere direttamente, entrare direttamente nei contesti, e quindi utilizzo alcune delle cose che vi farò vedere, sono anche degli esiti del lavoro che sto facendo con i miei studenti, che sto continuando a fare anche quest'anno continueremo a occuparci di commercio, di pandemia, di impatti che il Covid ha avuto sulle strutture commerciali di questa città, in particolare di Venezia Centro Storico, ma quest'anno arriveremo anche a occuparci di Mestre. Ora, quello di cui cercherò di parlare in questo breve intervento è un capitolo enorme che va sotto la voce abitare. Allora, la pressione del turismo della fase pre-pandemica sembra ormai un ricordo molto lontano, che stante però la profonda crisi che ha generato questa situazione di pandemia nella quale siamo ancora immersi, viene chiaramente vissuta con un certo rimpianto dalle categorie economiche, ma anche dalle istituzioni culturali e politiche della città. Ora, questo è un sentimento abbastanza comprensibile. Abbiamo, come dire, tutti come cittadini di questa città, ma anche non solo di questa città, abbiamo visto, ma in questa città si è visto in maniera molto, molto pesante, abbiamo visto i musei chiusi, abbiamo visto i vaporetti vuoti, abbiamo visto le saracinesche dei negozi abbassati, molte non le abbiamo neanche più viste aperte, no? Quindi questa situazione, come dire, apre un sentimento di rimpianto, un sentimento di speranza che tutto ritorni come prima, però io credo che pensare o sperare di tornare alla normalità precedente sarebbe un errore, perché quella normalità era il problema.
un problema in termini di impatti sulla città fisica, ma anche sul suo tessuto sociale. Ora, sia chiaro, il turismo è un'economia fondamentale per questa città, lo è diventato un'economia fondamentale per questa città, un'economia importante, è un'economia che va assolutamente salvaguardata, ma abbiamo anche visto la fragilità di questo sistema e in questi 2 anni di pandemia, e quindi forse quello che siamo chiamati a fare, quello che dovremmo fare, è quello anche di provare a ripensare un progetto per questa città, provare a ripensare proprio anche dall'esperienza maturata in questi 2 anni quali sono, come dire, le possibilità, le alternative, quali sono i nodi sui quali intervenire. Ora, io credo che l'abitare, e quando parliamo di abitare parliamo dell'abitare sia nella sua dimensione fisica che nella sua dimensione sociale, debba essere al centro delle scelte di intervento sulla città. Parlo della città nel suo complesso, parlo in questo caso del comune nel suo complesso e in particolare nella città storica, costruendo a partire in primis, io credo, dalle politiche per la casa, che favoriscono appunto residenzialità e politiche anche che siano capaci di intercettare una domanda nuova, perché la domanda sull'abitare e la domanda sulla casa è una domanda che si è profondamente articolata negli ultimi decenni, forse possiamo dire nell'ultimo decennio in particolare. Quando parliamo di abitare e di qualità dell'abitare, tiriamo in campo diverse componenti che sono appunto sia delle componenti fisiche che delle componenti sociali. Parlare di abitare vuol dire appunto parlare di casa, ed è sulla casa che io mi soffermerò abbastanza, ma vuol dire parlare anche di spazio pubblico, vuol dire parlare di qualità dei servizi, vuol dire parlare della presenza di attività commerciali che spesso sono state purtroppo banalizzate o molto polarizzate in alcuni settori. Questo l'impatto del turismo attraverso la lente, ai miei studenti dico il commercio ci fa vedere le trasformazioni di questa città in maniera molto evidente, perché non è solo l'attività specificatamente commerciale e di servizio e di consumo, ma è una lente attraverso la quale si vedono le trasformazioni. Il commercio ha una valenza importantissima all'interno delle città e non solo dal punto di vista economico. Ora, molto brevemente, questi sono i punti, i temi sui quali mi soffermerò. C'è una questione appunto che riguarda il tema della casa in un quadro che è totalmente mutato rispetto al passato. Parlare di casa vuol dire parlare di disponibilità di alloggi a prezzi sostenibili e che siano capaci di intercettare questa domanda che è mutata. Ora qui si apre un grosso capitolo che immagino sia stato anche un po' toccato questa mattina su quello che è tutta la parte relativa alle locazioni private, l'impatto che il turismo ha su questo. Ora noi sappiamo che esiste una chiara frizione tra quello che è il mercato delle locazioni per il turismo e quello che è la locazione per la residenzialità. Questo è evidente. Anche qui possiamo, come dire, affrontare il tema e dipanarlo anche in maniera più approfondita, però diciamo che questa frizione c'è, questa frizione è evidente. E questa ha un impatto sulla residenzialità. Ora è ovvio che, e ritorno a quello che dicevo prima, l'economia turistica è un'economia importante, va salvaguardata, eccetera, eccetera, ma va salvaguardata anche in presenza di alternative e comunque in presenza, io credo, di una politica forte e chiara nei confronti della residenzialità. Quando parlo di casa parlo moltissimo di edilizia residenziale pubblica, quindi parlo di una casa che si occupa di un settore molto specifico della popolazione, di un settore molto fragile della popolazione, ma non possiamo neanche solo guardare a quello, perché anche qui
La domanda, i bisogni si sono profondamente articolati nel corso del tempo. Questo lo dico non solo nel caso di Venezia, ma possiamo tranquillamente parlare a scala nazionale, e questo di conseguenza si ribalta sul tipo di domanda che viene, sul tipo di esigenza e sul tipo di case di cui abbiamo bisogno, che non sono solo appunto case in edilizia residenziale sociale pubblica, ma sono anche altre forme, altre modalità di alloggi. Parlare di abitare, dicevo, impatta significa parlare della qualità degli spazi, non solo degli spazi di vita, degli spazi della residenzialità, ma significa parlare più in generale degli spazi pubblici e dei servizi che ad essi sono collegati. E qui ritorno al ragionamento che facevo anche sul commercio, sull'importanza che ha il commercio nella costruzione di spazio pubblico. Infine, quali possono essere, come dire, le linee da tracciare, le linee possibili di un intervento sulla città in generale, ma diciamo con un occhio puntato alla città antica, e che devono partire anche da considerazioni più ampie su quelle che possono essere le pratiche di cura, ma su questo magari mi soffermo poi. Ora, la questione casa, questo è un ragionamento che riguarda non solo la città, dicevo, un ragionamento che possiamo tranquillamente fare a scala italiana, cioè quando parliamo dei fenomeni, ecco, non è che i fenomeni per Venezia sono diversi, i fenomeni sono gli stessi di quelli che succedono anche in altre città italiane e europee. Quello che spesso succede nel caso veneziano è l'intensità dei fenomeni che è diversa, è questo che fa la differenza, è l'intensità e la dinamicità dei fenomeni molto intensa che fa la differenza e che impatta di conseguenza anche in maniera molto forte su quella che è la struttura fisica e sociale della città antica. Ora, che cosa registriamo noi rispetto alla questione casa? Cioè parlo proprio dell'abitare in termini fisici in questo caso. Allora, nell'arco degli ultimi decenni abbiamo assistito a una progressiva instabilità e precarizzazione. Se guardiamo i dati anche più recenti della Banca d'Italia, che cosa ci dice? Ci dice che i redditi sono cresciuti ma di poco e non hanno mai raggiunto il picco del reddito del 2006, cioè le famiglie si sono progressivamente impoverite, non abbiamo la disponibilità che avevamo in una fase pre-crisi, cioè stiamo parlando della crisi del 2008. Questo ovviamente impatta sul nostro vivere, sul nostro abitare, impatta sulla nostra disponibilità a spendere. Ma di converso i prezzi delle abitazioni, da un lato la disponibilità delle abitazioni in affitto, e qui ritorno a quello che dicevo prima sulla frizione con il turismo, dall'altro l'affitto stesso, l'importo che paghiamo, impatta in maniera molto, molto forte su un reddito che invece è un reddito che è rimasto compresso. Parallelamente a questo osserviamo delle dinamiche, come dire, di carattere sociale molto più articolate rispetto a quelle che potevano essere le dinamiche di 10 anni fa. Una maggiore articolazione di quelli che sono i legami, le traiettorie di vita delle persone, delle famiglie, una altissima mobilità, ad esempio, una forma che le famiglie hanno assunto nel tempo, passatemi questa espressione, nuova, diversa, o comunque anche qui dinamiche più intense. Diciamo che i percorsi di vita delle persone sono dei percorsi molto meno lineari rispetto a quelli che potevano essere i percorsi di qualche generazione fa.
sostanzialmente quello che noi osserviamo è la presenza di popolazioni nuove all'interno della città, di popolazioni che transitano, che vivono in maniera temporanea, ma ma con dei comportamenti che sono sostanzialmente dei comportamenti da residente. Pensate i lavoratori temporanei che stanno in questa città per 2-3 giorni alla settimana, anche 4, o gli studenti. Gli studenti a tutti gli effetti possono essere considerati dei residenti di questa città, quelli che ovviamente vivono qui e hanno una casa, vivono in uno studentato, eccetera, soprattutto se hanno una casa, più che in uno studentato dove insomma diciamo che le condizioni sono leggermente diverse. Ora, e la mia insistenza sulla casa pubblica è un'insistenza perché anche qui questa città ha delle grosse peculiarità da questo punto di vista, ma non è, come dicevo prima, la soluzione a tutti i problemi abitativi di questa città, questo sia chiaro. Non possiamo risolvere, anche perché non ci sono le risorse, ma anche su questo tornerò, ma non è la risposta a tutto il problema della questione abitativa. È una parte però, una parte importante, e in questa città il patrimonio pubblico, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica è talmente alto sulla percentuale delle abitazioni, una percentuale che è confrontabile con quella di città come Milano, confrontabile, cioè abbiamo quasi il 9% di edilizia residenziale pubblica. Questo significa che l'operatore pubblico è un operatore che ha una capacità, che ha un peso importante in quelle, soprattutto in alcune aree della città. Dicevo prima, i bisogni della popolazione sono mutati e di conseguenza è mutata la domanda, e ciò che va fatto, pensando appunto alla casa in senso stretto, è quello di intercettare questa domanda, di provare ad intercettare questa domanda e anche di rispondere a questa domanda con degli strumenti nuovi, diversi, mentre invece sulle politiche per la casa purtroppo abbiamo delle risposte che spesso sono delle risposte molto obsolete, sono delle risposte che riguardano appunto delle fasce di popolazione che vanno ovviamente tutelate, parlo delle fasce molto deboli, ma non abbiamo solo quello, abbiamo anche delle dinamiche legate a giovani, famiglie giovani che possono avere dei redditi contenuti anche molto bassi e che hanno bisogno di essere sostenuti, cioè le forme dell'abitare devono essere delle forme che rispondono alle necessità dei nuovi abitanti, e in una chiave politica anche la nostra capacità di intercettare questi nuovi abitanti, no? In questi giorni sulla stampa abbiamo letto moltissimo abbiamo avuto un'attenzione molto forte da parte del governo, avevamo 3 ministri in laguna che hanno parlato moltissimo, no? Di ripopolamento della città, attraverso gli studenti, investire sugli studentati. Questo è sicuramente una politica che va fatta, è una politica molto importante, portare popolazione giovane a risiedere in città, far sì che questa popolazione rimanga. Però attenzione, non ci sono solo gli studenti, non ci sono solo gli studenti. Una risposta alla questione abitativa deve passare attraverso misure articolate e diverse, non solo attraverso gli studentati. Quello è solo un tassello, ma non è la questione complessiva. In questa slide ho quasi finito il tempo. In questa slide quello che vi ho fatto vedere prima, no scusate,
Questa distribuzione, questo è un lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa e qui ridistribuisce il patrimonio pubblico di ERP e di ATER. Ovviamente la dimensione della slide falsa un po' l'informazione, e quindi appiccica i punti, ma vi assicuro che questo è un dato molto significativo, cioè noi abbiamo un patrimonio enorme che in particolare in alcune aree della città, se mediamente parliamo di un 9%, ci sono alcune aree della città dove questa percentuale è molto più alta, perché c'è una consistenza di quartieri che hanno una storia anche molto lunga, non è una storia recente, no? Ma che sono capitale fisso, questo è capitale fisso di cui noi possiamo disporre e che possiamo utilizzare. Qualche numero rispetto alla questione ATER. Il patrimonio a Venezia si articola sostanzialmente su 3 grandi famiglie: ATER, Comune e le IPAB, che ha raccolto l'IRE, che ha raccolto una serie di altri enti che si sono sciolti, quindi il patrimonio è confluito lì. Allora, se guardiamo all'ATER, nella città storica e nelle isole abbiamo circa oltre 2500 unità abitative. C'è un problema di sfitto. Più o meno il patrimonio di Comune e di ATER si equivale. I numeri sono 5.200 circa sia per Comune che per ATER, no? È abbastanza simmetrico, e quello che si registra in particolare per quanto riguarda il patrimonio dell'ATER un numero di sfitti abbastanza consistente che potrebbe essere opportunamente riusato. Su questo, ad esempio, il tessuto sociale di questa città, le associazioni di questa città sono molto impegnate, sono molto attente rispetto a questo, no? Quando prima parlavo di pratiche di cura, ecco, queste sono pratiche di cura evidenti che vengono messe in campo da associazioni, comitati, eccetera, no? Se entriamo ulteriormente nel dettaglio vediamo che questa articolazione, questo è il Comune di Venezia diviso nei diversi quartieri, e abbiamo anche il numero di alloggi che troviamo all'interno di questi diversi quartieri. Insomma, ripeto, stiamo parlando di un patrimonio assolutamente significativo. Questo invece è un'elaborazione diversa, questo è un lavoro che abbiamo fatto con i dati di Federcasa, quindi stiamo parlando di ATER, e anche qui, anche se quella rappresentazione diciamo che non è la scala più adeguata per leggerla, ma anche qui visivamente ci accorgiamo dell'importanza di questa città anche rispetto a una dimensione provinciale, no? Cioè il patrimonio è concentrato per la metà all'interno della città storica, no? Con degli andamenti anche ho messo l'epoca di costruzione, perché l'epoca di costruzione è anche significativa nel momento in cui noi vogliamo approntare delle politiche, perché questi sono edifici manufatti che richiedono interventi molto diversi. L'epoca di costruzione, come dire, ci vincola in maniera diversa nei confronti di quello che è il patrimonio, no? Sia rispetto alla dimensione degli appartamenti, sia rispetto alla vetustà, sia rispetto alle tecniche costruttive anche che sono state adottate, no? Quindi l'attenzione nei confronti della casa deve essere un'attenzione assolutamente allargata. Una seconda questione: all'inizio dicevo, l'abitare si compone di diverse, cioè parlare di abitare vuol dire occuparsi di diversi aspetti, di guardare il fenomeno da diversi punti di vista, no? E questo e quello del commercio è sicuramente un tema che mi interessa molto, come vi dicevo anche prima, e il riferimento che faceva Andrea Martini anche all'inizio.
È un tema molto rilevante. Questa è una rilevazione che abbiamo fatto appunto con i miei studenti lo scorso anno, no? Più o meno a questa stagione. Allora, la rilevazione, abbiamo contato una serie di attività commerciali, stiamo parlando di attività commerciali che vendono beni, non attività commerciali di servizio, di beni. Ebbene, abbiamo una quota consistente di non utilizzato, che sono 790 attività commerciali, un numero consistente, ma probabilmente chi mi seguirà entrerà anche maggiormente nel dettaglio su questa questione. Ora, rispetto a questo non utilizzato, noi volevamo misurare l'impatto del Covid, no? Allora, rispetto a questo non utilizzato, vediamo come nel 2021 ben il 25% del totale sia non utilizzato, e di questo 25% sicuramente un 15% è attribuibile all'impatto della pandemia. Stiamo parlando di quasi 500 attività commerciali, no? E le altre 318 sulla somma delle 790 sono attività chiuse per motivi non facilmente riconducibili al Covid, ma che una parte potrebbe essere anche legata a quello, no? Allora, che cosa ci dice questo esercizio? Ci dice intanto che questa città, ma anche altre, però noi stiamo guardando questa, ci interessa questa, vogliamo trovare politiche e soluzioni per vivere meglio all'interno di questo contesto abitativo, e quindi ci dice che questa città è una città molto fragile, ci dice che è fragile questo settore, perché? Perché nel momento in cui quel flusso turistico potente non è più arrivato in città, ebbene ha messo in crisi non solo i negozi, come dire, più legati al turismo, perché tutto il settore è entrato in crisi, però diciamo che questo ha impattato in maniera molto forte, no? Allora, questo ci deve far riflettere su quello che possono essere gli interventi. All'inizio dicevo rimpiangere il passato e sperare di tornare alla normalità. La normalità era il problema, quindi siamo sicuri che non possiamo, come dire, intervenire in nessun modo. Siamo sicuri che non vogliamo, soprattutto, che non vogliamo intervenire per provare a trovare anche delle misure alternative, provare a ricostruire questa città in maniera diversa rispetto a quella che era, perché quella che era, forse, qualche dimensione critica e qualche punto critico lo abbiamo messo in evidenza e lo abbiamo visto, no? Ora, e per chiudere, se dobbiamo mettere in campo delle strategie, se dobbiamo mettere in campo, come dire, delle azioni, come dire, di intervento possibile, questo è come dire, la fine del ragionamento che sto cercando di fare. Sicuramente un'attenzione particolare deve essere dedicata alla casa, deve essere dedicata alle politiche per l'affitto, di un affitto sostenibile, che sia una forma di investimento su quello che è la storia e su quella che è la possibilità di sviluppo, di crescita, di sviluppo di questa città. Le politiche per l'affitto sono questo non è un paese, noi non abitiamo un paese che ha, come dire, una storia di politiche per l'affitto importante, non lo è mai stato. Questo è un paese che ha spinto verso politiche di proprietà della casa, ma non politiche di affitto, ma invece, e a partire proprio da quella considerazione che facevo su come la popolazione è mutata, su come sono cambiate le dinamiche di vita, come sono cambiati i percorsi di vita delle persone, delle famiglie, invece avere una
propensione all'affitto genera una mobilità molto più alta all'interno delle città, all'interno dei contesti urbani, e questo è un valore assolutamente positivo. Generare mobilità, possibilità di scambio, di cambiamento, di mobilità sociale all'interno della città è un punto assolutamente centrale. Il nostro paese su questo è sempre stato molto frenante, molto frenante. Paradossalmente è più facile, parlando in una fase pre-pandemica, è più facile trovare lavoro che trovare casa nel nostro paese. Ebbene, questo è un dato, è un indicatore molto negativo. Le politiche abitative sono degli strumenti del welfare, ma sono anche degli strumenti potenti di rigenerazione urbana e sociale, e questo sfruttare ad esempio quelle che sono le risorse di cui abbiamo sentito anche parlare nel corso sia il riferimento appunto all'incontro dei ministri con gli amministratori di città e regione, hanno messo in evidenza una mole consistentissima di risorse pubbliche da destinare a questa città, da destinare alla regione ovviamente, no? Però sono risorse che vanno intercettate, perché alcune le abbiamo anche già perse. Ci sono stati dei bandi del PNRR che non sono stati intercettati da questa città e erano principalmente, se non esclusivamente, dedicati proprio all'intervento sull'edilizia residenziale pubblica. Allora questo è come dire, un treno che si è perso, un treno che questa città ha perso. Come dicevo all'inizio, l'articolazione, l'intervento non può essere un intervento solo ed esclusivamente sull'edilizia residenziale pubblica, questo è chiaro, non è l'abitare proprio per l'articolazione e la complessità che ha assunto, non può essere risposto solo e soltanto con un'edilizia di quel tipo, deve essere deve esserci, come dire, un pacchetto di strumenti, un pacchetto di possibilità molto, molto più ampie che che scivola sull'edilizia residenziale sociale, che scivola su quello che viene definito l'housing collaborativo, forme di abitazione partecipata, forme di condivisione dell'abitazione, che anche qui non è la soluzione per tutto, ma è la soluzione per alcuni pezzi, per alcuni tasselli della popolazione. Noi dobbiamo avere risposte molto più articolate, non risposte singole, dobbiamo avere risposte molto articolate con progettualità molto articolate. Un intervento che ovviamente non è solo in termini fisici, ma che è in termini fisici e sociali, nuove forme di abitare, ma questo ormai l'ho già detto, per costruire, come dire, politiche che siano delle politiche, dico, alternative al turismo, ma non per pensare a una soluzione totalmente politiche che stiano in compresenza a quello che può essere un turismo, ma un turismo sostenibile per questa città. Chiudo un'ultima battuta di nuovo sul PNRR, su alcune, come dire, opportunità che si sono perse, ma anche attenzione a, passatemi l'espressione, anche una certa retorica sulla soluzione del problema abitativo, così come un po' è stata tradotta sulla stampa, come costruiamo studentati. Sì, costruiamo studentati, io sono la prima a mettere la firma su questa proposta, ma attenzione, dobbiamo articolare in maniera più ampia. Gli studentati rispondono ad alcune esigenze, che sono le esigenze degli studenti, ma noi dobbiamo guardare alla popolazione residente nel suo complesso, delle diverse fasce di reddito e anche della popolazione articolata, famiglie nuove, famiglie giovani, famiglie che vengono a Venezia per vivere e per lavorare, compresi anche gli studenti. Grazie.
Grazie. Grazie alla professoressa Fregolent, grazie Laura. Tanti gli spunti naturalmente. Questo sugli studenti è uno spunto molto importante, insomma queste idee lanciate preoccupano più che non favorire soluzioni, ma il dibattito va avanti, non possiamo fermarci anche perché i tempi sono stretti e invito sempre anche gli relatori a contenersi nei tempi. Abbiamo parlato di gestione del turismo e è l'occasione questa di parlarne con Roberta Bartoloni, che è colei che fin dal primo incontro, citavo stamattina quel primo convegno sui limiti del turismo del 2016, l'architetto Roberta Bartoloni aveva già ideato una modalità di prenotazione alla visita che poi, sviluppato nel tempo, è diventato un progetto concreto e preciso che ora immagino Roberta ci illustri. Adesso però Roberta è collegata online, io chiedo l'aiuto di qualcuno. Ecco Roberta, ti vediamo, ti salutiamo e ti diamo la parola, e così puoi comandare tu anche il PowerPoint. Grazie. Ciao a tutti, io allora ringrazio e soprattutto gli organizzatori per l'invito, e io vorrei parlare innanzitutto, senza obiettivo non si possono programmare le azioni, quindi la cosa più importante è partire con un obiettivo, ovvero individuare un numero di presenze giornaliere alle quali tendere. Questo numero obiettivo è quindi un numero di turisti che consente un equilibrio sociale con i residenti, ottimali condizioni di visita per i turisti, ovvero è il numero oltre il quale potrebbero mancare le condizioni di sicurezza di circolazione e anche di vivibilità della città da parte dei residenti. Inizialmente va individuato in modo sperimentale, ad esempio pari al numero di residenti, da aggiustare negli anni sulla base dei riscontri. Perché in modo sperimentale, per non dire casuale? Perché sull'individuazione del numero perfetto di turisti giornalieri se ne potrebbe discutere per secoli senza mai arrivare ad una soluzione. Quindi in questo caso, per non trovarci qui fra 100 anni ancora a parlare su qual è il numero perfetto, bisogna partire un po' a spanne. Non c'è alternativa, si parte a spanne, lo si testa sul campo e lo si aggiusta in modo sperimentale. Sottraendo al numero obiettivo il numero dei turisti pernottanti medi, si ricava il numero obiettivo per i turisti escursionisti di ogni giorno. All'inizio, per semplificare, si può fare a livello medio, dopodiché si può perfezionare anche lo strumento sulla base delle statistiche degli anni precedenti e delle statistiche via via accumulate nel tempo. Ovvero si possono creare dei numeri differenti, ad esempio per i giorni infrasettimanali, per i giorni festivi, per Natale, per Pasqua, per gli eventi. Si può anche stabilire volutamente di alzare il limite in determinate giornate. Per cui ad esempio autorizzare un'invasione controllata, diciamo, penso ad esempio a Carnevale, dove si potrebbe alzare un po' l'asticella, mettendo però in forza gli strumenti per governarla. Su questo ultimo punto ci tengo in modo particolare. Il numero obiettivo non è un numero chiuso, ovvero non è un numero raggiunto il quale scattano gli allarmi, la città si blinda e non entra più nessuno, ma è un numero di tendenza, è un numero al quale tendere, al quale puntare tramite strategie di governo di flussi turistici, calibrando impedimenti, restrizioni, controlli, eccetera, ma non è un numero chiuso. Come si arriva, come si punta a questo numero obiettivo? Tramite un sistema di prenotazione per l'accesso alla città con fornitura di city card. Quindi vengono erogate ogni giorno delle city card per escursionisti, rilasciabili in quantità definita sulla base di questo numero obiettivo che è stato individuato. È un po' il rovesciamento del concetto di city card turistica, non è una card che dà dei servizi in più, ma è una card senza la quale non si ha un accesso completo alla città. Quindi è una strategia di disincentivo all'ingresso in città per chi non ce l'ha.
Alla City Card sono infatti collegati servizi fondamentali per i turisti, quindi accessi alle attrazioni e alle aree turistiche più rilevanti, a musei, mezzi di navigazione, servizi pubblici, eccetera. In pratica, senza la City Card il turista resta deluso, quindi non ha convenienza entrare. Accedendo senza City Card si incontrano quindi numerosi limiti disincentivanti, tali da rendere preferibile la riprogrammazione della visita in data disponibile. La City Card, dal punto di vista pratico, può essere costituita dal documento che già abbiamo tutti per la mobilità locale, che è la Venezia Unica, che è già disponibile nella versione a lungo termine, la nostra, che usiamo noi a 5 anni, e quella per turisti che vale qualche giorno. Agli escursionisti non servirà la tessera, bensì basterà la versione su smartphone, che comunque c'è già. Quando noi acquistiamo i biglietti del Vaporetto tramite l'applicazione di AVM, ci arriva sul telefonino un codice a barre bidimensionale che viene letto dai lettori che sono posti accanto ai tornelli, quelli che di solito noi non consideriamo, che sono proprio vicino alle barre. Per cui la tecnologia c'è già tutta e potrebbe essere agilmente sfruttata. Allora, la prenotazione ovviamente dovrà essere gratuita. Il Comune sta parlando di cassa di sbarco. Quando, se il Comune attiverà la cassa di sbarco, contributo d'accesso come lo vogliamo chiamare, la prenotazione consisterà nella possibilità di prepagare il contributo per la data di interesse, prenotando quindi l'accesso alla città. Al raggiungimento del limite obiettivo per gli escursionisti previsto per il giorno in oggetto, il sistema semplicemente non eroga più le City Card abbinate, proponendo delle date alternative. Quindi agli accessi oltre il numero obiettivo non sarà abbinata la City Card, ovvero possono entrare, perché se proprio volessero potrebbero anche pagare il contributo di accesso senza la City Card, ma cliccano di essere consapevoli degli impedimenti previsti, quindi ovviamente non hanno nessuna convenienza a farlo. Quindi il raggiungimento del limite obiettivo non comporta un divieto assoluto di accesso alla città, ma una limitazione strettamente connessa a questioni di sicurezza, in quanto la capienza ottimale è già raggiunta, tali da disincentivare fortemente l'accesso, perché un conto è impedire fisicamente l'accesso alla città, che secondo me non è proprio illegale, nel senso siamo sul filo della libertà della circolazione, è un punto molto delicato. Un conto è invece dire che se insiste può accedere, ma con svantaggi e limiti alle zone maggiormente turistiche per questioni di sicurezza, prettamente di sicurezza, visto che il limite di sicurezza è già stato raggiunto, perché le prenotazioni sono già oltre quel livello, e quindi siamo perfettamente in linea a quanto consentito dall'articolo 16 della Costituzione. La regolazione quindi non sarà fatta con maglie strettissime, come sarebbe in caso di un numero chiuso con un contatore, un tornello e un limite fisico all'ingresso, sulla base dei numeri, ma viene fatto a monte, prima dell'arrivo in città, calibrando, disincentivando gli impedimenti sulla base appunto del desiderio di raggiungimento dell'obiettivo che ci si è posti. L'aspetto fondamentale quindi è dato dall'autoregolazione ad opera dei turisti stessi. Non sono i tornelli a fermarli quando è troppo tardi, quando sono arrivati in città, ma sono loro stessi che in virtù delle condizioni prospettate hanno tutta la convenienza a rinviare la visita ad altra data disponibile. Questo funziona perché anche i turisti vogliono visitare la città in condizioni vivibili. Nessuno era contento quando veniva nei tempi passati, ci trovavamo imbottigliati, come ben ricordate, per le strade. Nessun turista ne usciva contento, neanche loro vogliono questo. E quindi, come nessuno andrebbe al cinema sapendo di stare a vedere il film in piedi dietro la tenda, i visitatori verosimilmente opteranno per una data in cui ci sia anche spazio di movimento e di godersi la città, come meritano di fare. Va rilevato che il periodo di pandemia, post-pandemia ormai, offre una grandissima opportunità, perché allo stato attuale, più che in altri periodi storici, la gente comprende la necessità di limitare i sovraffollamenti ed è pertanto molto più facile introdurre questi sistemi adesso che non in altri momenti. Quindi bisogna approfittare di questo momento e non lasciare passare troppo tempo. La prenotazione quindi avverrà tramite l'applicazione del sito del Comune, che visualizzerà le previsioni di afflusso per andata, lo stato delle prenotazioni già effettuate e altre informazioni a piacere.
Quindi quando verrà attivata la tassa di sbarco, la prenotazione e il contributo di accesso si sovrapporranno sullo stesso applicativo. Sarà scaricabile, come si diceva, su smartphone, sarà sempre possibile anche la streaming se c'è ancora posto. Non è che per forza bisogna farla giorni prima, si può fare anche all'ultimo momento se c'è ancora posto. Le prenotazioni dei gruppi organizzati saranno gestite direttamente dalle agenzie, che andranno quindi considerate alleate nell'operazione di governo dei flussi turistici, con le quali bisogna quindi collaborare in modo molto stretto. Allora, soluzioni tecniche. Tutto ciò, in primis, non deve impattare sulle condizioni di vita dei residenti, dei lavoratori, di chi frequenta la città in modo quotidiano. Non deve esserci un impatto troppo violento. Deve essere accolta bene, prima di tutto, da noi stessi. Quindi i frequentatori abituali, chi ha la carta Venezia Unica, validità quinquennale, non devono assolutamente mai registrarsi. I turisti pernottanti nemmeno, in quanto la otterranno in modo automatico con la prenotazione dell'alloggio, con ricadute anche sul turismo, perché ovviamente non lo possono fare se la struttura non è regolare. Poi mi confermerà il direttore di AVA, credo che già ci siano dei confronti su questo punto con Venice, poi chiederò conferma. I partecipanti dei gruppi nemmeno dovranno transitare per il portale, in quanto le prenotazioni dei gruppi sarà effettuata a cura delle agenzie. I restanti visitatori escursionisti non pernottanti, quindi, dovranno transitare per il portale. Un caso particolare è dato dagli escursionisti residenti nella regione del Veneto e privi di Venezia Unica, per i quali, a quanto pare, sentendo le indicazioni del Comune, ci sarà l'esenzione al pagamento del contributo d'accesso, ma comunque dovranno alimentare i contatori al fine dell'individuazione dell'erogazione di carte, perché altrimenti saremo dai turisti, rischieremo di essere invasi dai turisti escursionisti locali. Quindi, Roberta, non ti sentiamo più. Prova a parlare. Ci siete? Sì, adesso sì. Vai. No, sono tornata perché ho perso un attimo la connessione. Sì, grazie, scusa. Grazie. Quindi le categorie esenti e preindividuate otterranno esenzione in modo rapido. Dovrà essere agilissima l'esenzione da ottenere. Quindi dovranno ottenerla cliccando sul portale la data prevista e la categoria di esenzione di appartenenza. Quindi la concessione dell'esenzione del certificato dovrà essere istantanea, non dovrà essere una richiesta alla quale dovrà far seguito un'approvazione, perché altrimenti i tempi si allungano, diventa una storia infinita, ma una semplice comunicazione, un click da fare sul portale per non appesantire le procedure, salvo ovviamente successive verifiche campionarie, perché ovviamente poi uno dichiara il motivo per cui accede, si dichiara il falso, poi ci sono altre leggi che regolano questo. Sono previste quindi accessi con esenzioni rapide per lavoratori, studenti, parenti di residenti domiciliati, proprietari di seconde case, invitati in matrimoni, partecipanti ai funerali, mostre, convegni, teatro, cinema, manifestazioni sportive e chi più ne metta. Si possono pensare a migliaia di tipologie di esenzioni necessarie per l'accesso rapido alla città, malgrado il numero obiettivo appunto che si è creato. Faccio notare che molti di questi casi citati, in grande quantità, probabilmente avranno già la Venezia Unica quinquennale, perché alcuni di questi verranno spesso, quindi non saranno tenuti ad alcuna registrazione. Ciò significa che le esenzioni dovrebbero rappresentare veramente dei casi limiti e particolari, non più grandi numeri. Chi ha già ricevuto un documento giustificativo, ad esempio un invito al convegno dell'Ateneo, potrà, volendo, allegarlo nell'apposito spazio in modo di accelerare le verifiche che poi il Comune dovrà fare in modo campionario. Quindi sotto il profilo informatico andrà strutturato, nell'ambito del sito del Comune, un portale di interscambio di informazioni, dove tutti i soggetti coinvolti inseriranno e preleveranno le informazioni di interesse. Quindi si diceva i turisti singoli, escursionisti, non ovviamente pernottanti, le agenzie turistiche,
le strutture ricettive in modo informatizzato, per cui non dovranno ogni volta entrare, ma dovrà essere un collegamento informatizzato automatico al loro sistema di prenotazione degli alloggi, i non turisti per ottenere le esenzioni, istituzioni varie per ottenere le esenzioni per i loro invitati, eccetera. Inoltre transiteranno per il portale ovviamente il Comune e la Prefettura per l'analisi dei dati, per lo studio delle misure da attuare, i controllori in caso di contenzioso, se qualcuno si dimentica il barcode, se è comunque sempre registrato tutto nel portale, in casi estremi. Eventualmente, se si vorranno coinvolgere i vettori, per attuare delle politiche di abbinamento all'acquisto del biglietto, anche se è un po' più complesso, perché questo sicuramente, se si farà in un secondo tempo. Il portale di interscambio sarà quindi il fulcro unico della gestione di tutti i flussi diretti a Venezia. In quanto passaggio obbligato, questo portale rappresenterà anche il luogo ideale per inserire informazioni sul decoro, sugli abbonamenti per i vaporetti, sulle visite ai musei, su eventi specifici sulla base della data di prenotazione dell'ingresso e così via. Il grande afflusso di visitatori al portale si presta anche come vetrina pubblicitaria che potrebbe portare anche interessanti ritorni al comune da investire ovviamente in modo esclusivo. Quindi, come si diceva, il sistema è basato sull'autoregolazione data dalla prenotazione stessa. Quindi i turisti non vengono fermati fisicamente dai tornelli quando sono qui, ma si fermano da soli molto prima, a monte. Tra l'altro i tornelli secondo me sono anche molto belli, se ne possono prevedere di volanti da installare in zone critiche, ma soltanto quando il livello di sicurezza è raggiunto, quindi soltanto in casi veramente critici. Quindi i controlli saranno a campione, senza tornelli, da effettuarsi nei punti maggiormente turistici per non limitare il movimento dei residenti, lavoratori e studenti, quindi non Piazzale Roma e stazione, perché, come dicevo, la vita di chi vive la città non deve essere troppo ostacolata da un inserimento di una prenotazione turistica. Eventuali controlli più intensi, ad esempio nella zona di sbarco delle imbarcazioni Gran Turismo o nelle calliche dell'area marciana, sono possibili, ma solamente nei giorni più critici, utili più che altro come pubblicità sull'effettiva presenza delle verifiche che altro. Questo perché si presume che una persona che ha già visto i controlli, gli avvisi, le pubblicità, le segnaletiche, eccetera, arrivi in piazza già a posto, per cui dovrebbe essere più che altro una formalità campionaria, ma una formalità, perché insomma si presume che si siano già fermati prima per conto loro. A proposito delle imbarcazioni Gran Turismo, vorrei aprire una piccolissima parentesi, perché sarebbe da fare una distinzione tra i lancioni che portano turisti escursionisti dalla Gronda lagunare, che oggi ha concessioni, dalle imbarcazioni Gran Turismo che invece trasportano gruppi organizzati di turisti pernottanti. Questo perché spesso i lancioni vengono assimilati in un unico blocco, invece sono due realtà ben distinte, ad esempio la seconda categoria, quelli che trasportano turisti pernottanti, gruppi organizzati di turisti pernottanti, di fatto scaricano le linee CTV. Quindi andrebbero gestite in modo differenziato, facendo tutti i distinguo che richiedono. Altri controlli di routine possono essere effettuati presso i musei, i bagni pubblici, vaporetti, eccetera, in modo di appunto spargere un po' la fase del controllo in modo campionario e non in modo stringente appunto alle cinture della città, tipo Piazzale Roma Stazione. Quindi al fine di evitare controlli stringenti in città sarà opportuno predisporre a monte, lungo tutte le direttrici di arrivo alla città, avvisi sulla necessità di prenotazione. Andranno attivate deviazioni prima del ponte di infopoint per accogliere i turisti privi di prenotazione, nella quale potranno rimediare con la prenotazione se c'è ancora posto, oppure ricevere indicazioni per visite alternative nella provincia, regione, che andranno programmate di concerto con gli uffici regionali e comunali.
Questo anche a vantaggio di tutte le aree circostanti, per cui un turista potrebbe anche decidere, no, piuttosto di andare a Venezia, sono senza prenotazione, non vedo niente, mi vado a fare un bel giro a Marostica dove c'è un evento interessante organizzato proprio oggi perché si sapeva che Venezia era già al limite e quindi hanno organizzato questo evento. Quindi programmazione. Per chi utilizza il treno sarà opportuno prevedere un sistema di alert, ad esempio ci si potrebbe mettere d'accordo di segnalare, quindi non ancora usare un lettore per incassare il contributo di accesso, ma semplicemente per avvisare l'utenza che per visitare la città, quando il biglietto di destinazione Santa Lucia, serva la City Card. Quindi senza tornelli il controllo non sarà stringente. Qualche escursionista abusivo appunto potrà anche scappare, dicendola un po' così. Ma l'immagine di città aperta che si fornisce ad avere un ingresso aperto senza tornelli varrà la pena, varrà il prezzo di un controllo non assoluto. È meglio lasciar passare qualcuno anche se non ha la prenotazione piuttosto di blindarci dentro una cintura di tornelli. La disposizione diffusa dei punti di verifica, quindi più leggeri ai margini e più intensi nelle zone maggiormente turistiche, consentirà di impattare in modo minimo nella circolazione dei non turisti e di ottenere il migliore equilibrio tra libertà di circolazione e capillarità dei controlli. Quindi bisogna cercare la via di mezzo senza blindarsi, senza creare un aspetto di poca accoglienza. In questo modo l'individuo esente che deve accedere in città per questioni non turistiche non dovrebbe trovarsi nelle condizioni di esibire nulla, non dovrebbe mai essere soggetto ad alcun controllo, a meno che non debba passare per la piazza proprio il giorno di maggiore afflusso, anche loro potrebbero esserci delle verifiche campionali, ma in linea di massima in questo modo non dovrebbero esserci mai, per chi vive la città in modo non turistico, mai delle verifiche. In sintesi, il turista non ama una città scollata e la prenotazione è a suo vantaggio, non è contro di lui, è a suo favore per fargli vedere la città in condizioni ottimali, perché consente di redistribuire i turisti nell'arco dell'anno in modo appunto che tutti vedano la città nel suo massimo splendore e non imbottigliati in qualche calle. Non deve esserci un numero chiuso, ma un numero obiettivo, la differenza che parlavo prima non è che si blinda quando si raggiunge un numero chiuso, ma è un obiettivo al quale tendere tramite le politiche, quindi senza impedire l'accesso assoluto, ma prevedere degli accessi con importanti svantaggi che disincentivano la visita da parte del turista stesso. La città deve restare aperta, per favore no tornelli, per non impattare sui frequentatori abituali e non dare un'immagine poco accogliente della città. Il periodo di post-pandemia, quello attuale, è l'ideale per avviare questo percorso di prenotazione, perché in questo periodo chiunque comprende le misure atte a limitare assembramenti, cioè significa che non dobbiamo perdere tempo, è il momento giusto per cominciare, sarebbe ottimo partire. Il primo periodo può essere anche esclusivamente di test, quindi gratuito e senza alcun controllo, soltanto al fine di avviare un percorso di autoregolazione degli accessi sulle basi delle disponibilità indicate. E soltanto questo, soltanto far partire la prenotazione in modalità test, potrebbe anche offrire interessanti risultati, perché il turista già di fronte a un'evidenza che il numero limite è già raggiunto, anche se non gli cambia niente, potrebbe decidere di cambiare data per non trovarsi a arrivare appunto in una città con troppe persone. Per cui sarebbe opportuno partire subito, anche appunto se non è tutto quanto già puntino, non è tutto quanto già perfetto, ma partire con la prenotazione anche fine a se stessa potrebbe già dare grandi risultati e potrebbe aiutarci a capire le criticità in modo di risolverle mano a mano, perché aspettare di avere tutto perfetto si rischia di aspettare troppo e di ritrovarci, c'è chi spera, magari anche no, nelle condizioni pre-pandemia. Ringrazio davvero per l'invito e ovviamente se ci sono domande resto volentieri a disposizione. Grazie. Grazie all'architetto Bartoloni, grazie Roberta. Come vedete è un programma, è un progetto ben definito, preciso e chiuso, Roberta, giusto? Potremmo farlo a partire da domani praticamente. Sì, Ecco, e questo per dire insomma che comunque avrete capito che
la linea o comunque la proposta è quella appunto della prenotazione, è quella della prenotazione gratuita, è il no al contributo d'accesso e il no ai tornelli, tanto per essere chiari e per parlare con slogan. Ok, grazie Roberta, se puoi rimanere con noi, nel senso collegata così. Ok, grazie. Grazie mille. Grazie. Adesso c'è un piccolo stravolgimento del programma, nel senso che avevamo appunto l'opportunità di avere il collegamento anche con Andrea Segre, che per problemi di lavoro insomma ha chiesto di anticipare un po' il suo intervento e quindi interviene adesso. Se è collegato? Non è collegato? Sì, sono qua. Ah, ci sei? Ci sono. Grazie. Ci sono. Perfetto, grazie, scusami. Ecco. Andrea Segre lo conoscete un po' tutti, insomma, grazie anche a lui si è innescato in città una discussione molto importante sul tema della residenza, grazie al suo film che è molto bello, chi non l'avesse visto invito ad andarlo a vedere, si chiama Welcome Venice, e lascio la parola a Andrea anche perché ci spieghi come come ha pensato di introdursi in questo, non solo in questo tema ma anche nella vita attiva di questa città, insomma. Allora, ciao a tutti, un saluto e grazie per aver potuto anticipare l'orario. Ho un impegno non di lavoro ma di famiglia, devo andare a prendere la figlia a scuola, non era previsto, e vi ringrazio. È più importante. Ma insomma io ho attraversato questi temi e soprattutto ho conosciuto le tante persone che a Venezia, non tutte ovviamente, però insomma molte persone che a Venezia lavorano sull'immaginare un rapporto diverso tra la città e il turismo, a partire dal 2019-2018, quando ho iniziato a scrivere Welcome Venice, mentre giravo i 2 film precedenti. Ed è stato un viaggio molto interessante per poter ovviamente costruire la sceneggiatura del film, ma soprattutto mi ha molto colpito la vivacità, pluralità e diversità che c'è dentro alla società civile veneziana, che a differenza di tante altre città italiane sta tentando quantomeno di esprimere una reazione a quello che è uno stravolgimento che ovviamente riguarda sfere e movimenti di capitali finanziari e movimenti di persone che non possono certo essere totalmente gestite e controllate ad un livello locale, però a Venezia forse, sicuramente anche legato ad un'urgenza più stringente che di altre città, perché chiaramente il tema dello spopolamento collegato a questo tema rende più evidente, più urgente. Però quello che mi ha colpito appunto in questi 2 o 3 anni in cui ho prima scritto, poi girato, poi distribuito il film, è questa vivacità di esperienze che sono di protesta, di ricerca, di progettazione, di studio. Insomma, sono tante le direzioni in cui si muove la società civile e il tessuto politico e culturale della città. Ho preso l'infa vitale da questa vivacità e ho cercato nel film di puntualizzare, sintetizzare attraverso il mio linguaggio, che è quello cinematografico, ciò che avevo, ciò che pensavo di aver capito, o dico comunque ciò che avevo colto, da questo viaggio, e provando anche a mettere in scena quanto questa trasformazione stia spaccando la società veneziana stessa, perché poi sarebbe assolutamente sbagliato, manicheo e riduttivo dire che ci sono da una parte i cittadini e dall'altra i grandi poteri che schiacciano i cittadini, perché chiaramente anche dentro ai cittadini stessi, dentro alle famiglie stesse, dentro alle case stesse ci sono reazioni diverse rispetto ad una trasformazione fortissima che sta segnando tutta questa generazione, insomma tutti
tutti coloro che, come i fratelli del film, si ritrovano ad avere una casa che d'improvviso ha un valore che non è immaginabile dentro alla stessa vita, insomma, e devono decidere cosa fare di quella casa. E questo è un esempio, poi ce ne sono tanti altri ovviamente. Quando poi il film è uscito, io ho semplicemente accompagnato inizialmente il film come autore del film, ho cercato di capire che reazioni ci fossero in città, ho visto che centinaia di persone andavano a vederlo e che dalle proiezioni mi arrivavano vari feedback di dialogo tra il film e la realtà, e così mi sono detto proviamo a vedere se il film può diventare uno strumento per accompagnare dei percorsi che già esistono e provare a metterli insieme dentro a dei percorsi che provino a produrre dei risultati concreti, ovviamente, perché poi rispetto all'analisi e all'attivazione bisogna anche cercare di arrivare a dei risultati. E così è nata l'idea del Goldoni di fine novembre, dove appunto sono venute 800 persone, e dopo il Goldoni abbiamo iniziato a incontrarci online, perché era ritornata appunto la pandemia, ed è nata l'idea di provare a fare un appuntamento a Mestre, vedendo che cosa succedeva, capendo se anche a Mestre c'era una reazione, e i 500 di Mestre sono stati la conferma del 6 marzo, appunto la conferma di questo interesse. E abbiamo, come sapete, come Giacomo vi racconterà molto meglio di me, preparato questa proposta di legge che va ad incontrare, che sicuramente può interagire con altre proposte che vengono da altri percorsi, e che però essenzialmente si pone lo scopo di arrivare a coprire questo vuoto legislativo che non permette ai comuni di, anche se lo volessero, di regolamentare le locazioni turistiche, diciamo non alberghi, bed and breakfast ufficiali, ma appunto le case trasformate in locazioni turistiche temporanee. Questo diciamo vuoto legislativo, ve lo spiegherà appunto meglio Giacomo, è lo spazio dentro a cui si è inserita la grossa pressione di trasformazione delle città, che ovviamente è guidata da interessi economici e anche interessi semplicemente di vita delle persone che hanno voglia di spostarsi, e riuscire a coprire questo vuoto sarebbe quantomeno un passaggio per permettere poi ai comuni di poter regolamentare le locazioni e il rapporto tra locazione e residenzialità, perché poi il centro del percorso che stiamo portando avanti e che avrà appunto altre tappe prossimamente, credo insomma ne parlerete, anche Giacomo dirà, ma comunque faccio anch'io l'invito, l'1 aprile a Campo Santa Margherita, anzi prima a Rialto, mezzogiorno e mezzo, e poi a Campo Santa Margherita ci sarà un momento di azione e convivio. Poi dopo, se volete, vi spiego esattamente cosa. E comunque dicevo che l'attivazione di questo percorso non vuole solo, diciamo, criticare le locazioni turistiche, non vuole essere questo il centro è la difesa del diritto alla casa e della residenzialità, perché poi quello è una delle grandi ferite, e forse la principale, che vivono le città sotto questa pressione, perché appunto trovare case per persone normali che ci vogliono solo vivere e con stipendi normali diventa sempre più difficile, per cui le città si spopolano perché conviene metterle in vendita e a reddito in qualche modo, e conviene ovviamente solo ad alcuni, altri subiscono questa convenienza, e quindi lo scopo di questa proposta di legge non è quello di punire, ma è quello di regolamentare affinché vi sia una centralità, sia data una centralità appunto al diritto alla casa e alla residenzialità come elemento fondamentale della costruzione di un tessuto sociale. Poi esistono ovviamente gli altri temi, il lavoro, il rapporto
tra l'economia e la città, sicuramente sono tutti altri aspetti che non possono essere ridotti soltanto al tema della residenzialità, però ci sembrava un nucleo centrale dentro cui unire i tanti percorsi che, come dicevo prima, mi hanno colpito in questo viaggio dentro Venezia, e che sono percorsi che affrontano il rapporto città-turismo da tanti punti di vista. E questo è un po' il racconto di ciò che sta succedendo. Chiudo appunto rinnovando l'invito a cui accennavo prima. L'1 aprile diamo appuntamento tutti a Rialto a 12:30. L'1 aprile è il giorno del pesce di aprile, e ci sarà un pesce di aprile che si concluderà all'1:15, insomma più o meno il tempo di arrivare a Campo Santa Margherita, dove, se tutto va bene, ci saranno delle moecche ad aspettarci, e lì racconteremo qualcos'altro. Grazie Andrea. E di fronte a questo invito la Io vi ringrazio e purtroppo vi saluto, tanto Giacomo quello che dirà lo conosco, lo so, e vi chiedo scusa, ma appunto devo raggiungere mia figlia, se no la mollano sul marciapiede, fa brutto. Grazie comunque, e grazie per l'appuntamento del 1 aprile, e ci saremo, ok? Ci vediamo l'1 aprile, io ci sarò di persona, non sul monitor. Ottimo, bene. Buona serata, ciao e grazie per essere intervenuto. Ciao, grazie. Ciao. Adesso, sempre in remoto, purtroppo, perché aveva molto piacere di essere qui, ma ragioni sanitarie non glielo permettono. Claudio Scarpa non c'è? Eccolo. Claudio, ci sei? Sono qui. Oh, perfetto. Ecco, presidente di AVA, insomma, Claudio Scarpa è non solo questo, ma è un cittadino attivissimo in città e attento a tutto quello che è quello che si muove anche attorno al tema soprattutto dell'abitare, oltre che al tema naturalmente specifico del turismo. Su questo ti chiedo di intervenire, Claudio, grazie. Posso iniziare? Certo, grazie Claudio. Perfetto. Allora, io inizio con delle scuse. Paradossalmente sembra una di quelle pubblicità della telefonia dove uno col cellulare chiama l'amico che sta a pochi metri di distanza. Beh, io sono a 30 metri da voi in questo momento, sono a casa mia, io abito vicinissimo all'Ateneo Veneto, ma non posso uscire di casa perché facendo un tampone domenica, un tampone di quelli che faccio regolarmente, per proteggere gli altri, chi mi sta vicino evidentemente, sono risultato positivo al coronavirus. Una malattia stranissima perché sto benissimo, sono uno dei pochissimi fortunati che è totalmente asintomatico e quindi mi è vietata l'uscita di casa e non riesco a stare con voi e mi dispiace veramente tantissimo perché mi ero preso libero tutta la giornata quest'oggi proprio per assistere ai lavori del convegno. Ma spero vi siano le registrazioni e quindi possa avere contezza di tutti gli interventi che sono stati fatti. Molto interessante quello di Lucia Bartoloni, che conosco da tempo e con cui ho già dialogato su questo tema della prenotazione e spero poter quindi avere contezza di tutti i contenuti del convegno. Intanto porto il mio contributo. Io parto da una considerazione dicendo che probabilmente abbiamo commesso tutti un errore. Abbiamo commesso tutti un errore perché abbiamo puntato tutto sul turismo. È l'unica economia cittadina. È un'economia forte, è un'economia di cui mangia tutta la città, è un'economia sicuramente importante, però è sbagliato costruire un tessuto economico cittadino su un'unica fonte di reddito. Forse era la più facile, era la più tranquillizzante, era quella più facile da sfruttare, però è stato un errore. E questo bisognerà porre rimedio e questo sarà uno dei temi che dovremo affrontare tutti insieme come cittadini, ma soprattutto le future amministrazioni comunali, perché abbiamo capito che anche il turismo anche il turismo può andare in crisi e purtroppo l'abbiamo visto con questa pandemia. Il turismo è importante,
Turismo, al contrario di le imprese industriali, manifatturiere che spesso delocalizzano in paesi esotici, Cambogia, Laos, Vietnam, Cina, noi non possiamo delocalizzare, non possiamo rispondere al cliente che il facchino che deve portare i bagagli sta in Laos, e quindi evidentemente abbiamo tutto il nostro personale all'interno dell'azienda. Ed è una cosa molto importante, perché con una ricerca che abbiamo fatto fare al COSES negli anni passati abbiamo stabilito che il 40% di quello che incassa in albergo va a finire in stipendi, quindi soldi che rimangono al territorio, e la stragrande maggioranza della restante parte va a finire in acquisto di beni e servizi nel territorio. Quando più parlo di acquisto di beni e servizi si va dal caldaista all'avvocato, dal panificio all'architetto, dal commercialista all'idraulico e via dicendo. Ma anche i bancari vivono di turismo. Pensate che Venezia ha una percentuale di sportelli bancari su 1000 abitanti simile a quella di Milano e di Roma. E non è certo merito evidentemente dell'alto numero di pensionati, ma è sicuramente merito di un tessuto economico molto dinamico e molto attivo, con grandi investimenti sul territorio. Però detto questo, ripeto ancora una volta, è stato un errore, l'abbiamo capito e ora bisognerà porre rimedio. L'altro aspetto invece importante è anche capire che il turismo ha bisogno di regole. Il dire che le attività economiche non hanno bisogno di regole perché si regolano da sole è sbagliato, lo sanno per primi gli imprenditori. Noi le regole le abbiamo sempre chieste, ad esempio. È stata la politica che le ha rifiutate, perché molto spesso porre delle regole significa incidere su interessi di bassa lega o anche di alto profilo. E quindi evidentemente si è lasciato che le cose andassero come voleva il mercato, ma questo ha portato a una situazione che certamente non va bene né a voi né agli imprenditori. È una situazione che va modificata. Io non ho visto in 22 anni che sono qui in associazione direttore, dal 99 ad oggi, un unico provvedimento strategico sul turismo, un unico paletto messo, un'unica regola. Non c'è stato nessun tentativo di porre delle regole al turismo, regole che lo qualificassero, lo migliorassero. Se qualcuno si ricorda di qualche provvedimento, io mi ricordo solo della tassa di soggiorno, che però serviva solo a tassare i turisti che dormivano negli hotel o negli appartamenti, e che serviva solo a sfamare le fameliche necessità delle casse del Comune di Venezia. L'unico che ha cercato di porre, lo dico con grande sì, senza prendere parte per nessuno evidentemente, l'unico che ha cercato di porre dei paletti, a volte in maniera rozza, a volte in maniera intelligente, è stata l'attuale amministrazione, soprattutto l'ultima. E su questo posso dire che, a mio modo di vedere, mentre i tornelli sono un contributo, una forma rozza di contenere, diciamo così, il turismo pendolare, che è il vero problema poi di questa città, dall'altro lato la filosofia però è quella giusta, e quindi è verso questa direzione che noi dobbiamo andare. Poi le forme ci possono essere, bisognerà arrivare a una forma di prenotazione, bello il progetto di Lucia Bartoloni, ma ce ne sono anche altri che vanno esaminati. Però l'importante è che noi si cominci a dialogare su temi che però portano tutti a un unico elemento, cioè la necessità di contenere i flussi turistici in un numero che sia accettabile alla città. Cosa significa questo? Significa che noi abbiamo un problema grosso col turismo pendolare. I turisti pendolari, faccio i numeri alla grana grossa, dopodiché può essere 5% in meno, 5% in più, ma i turisti pendolari sono circa il 70% del totale, ma portano il 30% del fatturato turistico. Questo significa che in realtà non sono strategici per gli interessi economici della città. Dobbiamo abbandonare il nostro modo di vedere, per cui il turista pendolare è il turista povero che non può permettersi la città. Non è più così. I prezzi in città sono assolutamente accessibili a tutti, lo vedrete anche alla Biennale, dove sicuramente i grandi alberghi avranno prezzi molto alti, ma ci saranno dei bed and breakfast, ci saranno degli alberghi a 1 e 2 stelle che avranno dei prezzi accessibili anche ai giovani architetti e giovani artisti che vorranno visitare la Biennale. Per cui il tema dei prezzi, il fatto che uno non se lo possa permettere, è un tema che va a mio modo di superato, anche perché la grande maggioranza dei turisti pendolari non sono quelli che non possono pagarsi la stanza a Venezia e quindi dormono distante e poi vengono dalla mattina alla sera, ma sono turisti che vanno in altre località per altri motivi e poi giungono a Venezia perché magari quel giorno piove. Faccio il nome, spero non se ne abbiano gli amici delle spiagge, ma faccio il nome di Jesolo. Quando piove a Jesolo, Venezia si riempie. E questo significa anche
che noi abbiamo perso quella nostra capacità di essere coloro che decidono i flussi turistici nella propria città. Perché se a Jesolo domani decidono di diventare la capitale degli Hare Krishna, dico una stupidaggine, il giorno dopo Venezia diventa la capitale dell'Hare Krishna, perché è evidente che l'attrattore è fortissimo ed è evidente che chi va a Jesolo non può non venire anche a Venezia. Allora su questo vanno posti dei limiti. Non può essere più come una volta che si diceva, addirittura c'era una proposta di fare la motonave che agevolasse i turisti di Jesolo a giungere a Venezia. Bisogna mettere dei limiti. E si andrà verso la prenotazione alberghiera, verso la prenotazione della città, dove anche la prenotazione alberghiera sarà utile, perché noi in realtà, e lo dico a supporto di quello che diceva Lucia Bartoloni, il 99% dei nostri clienti li conosciamo da tempo, nessuno dice tra 6 ore vengo a Venezia, nessuno dice buongiorno, sono un turista, vorrei una stanza. E ormai quel tipo di turismo è pressoché scomparso, la gran parte delle persone prenotano con largo anticipo e questo ci consente di inviare loro tutta una serie di informazioni, ma soprattutto di utilizzare modalità informatiche per dire loro guardate, voi siete privilegiati, voi potete giungere in città, mentre invece chi giunge dalla mattina alla sera potrebbe anche in alcune giornate non trovare la possibilità di entrare perché Venezia è full, non c'è più posto. Questo a mio modo di vedere è il futuro di un turismo sostenibile in città, però la città non vive, non decolla, non ritorna a quella di prima se non si pone rimedio a 2 problemi che sono fondamentali. Il primo, la città è troppo vecchia, siamo la città più vecchia d'Italia insieme a Genova e il dato non cambia se includiamo anche Mestre e non lasciamo solo la parte lagunare a reggere la classifica. La seconda cosa è che non ci sono più giovani, quindi bisogna farli tornare. Ma l'altra cosa è che non siamo più una capitale. Una volta eravamo una capitale economica, politica, culturale. Le capitali sono quelle città attraverso cui passa la rete dell'economia, della politica e della cultura. La rete dell'economia non passa più. Dopo la dismissione di Marghera, Venezia economicamente non è più una grande capitale. La rete della politica non passa più. Adesso mi spiace dirlo, però io ho vissuto i consigli comunali degli anni 80 e 90 e ricordo una classe politica di livello nazionale che più a Venezia non c'è più purtroppo. Rimane ancora la rete della cultura. Venezia è ancora una grande capitale culturale grazie alla Biennale, grazie alle università, grazie alle tante istituzioni importanti, tra cui l'Ateneo, di cui mi vanto di essere, sono orgogliosissimo di essere socio. Allora, grazie a tutto questo sistema che comprende anche i musei civici, Venezia continua a essere una grande capitale della cultura. E a mio modo di vedere noi dobbiamo dare un destino a questa città. Ognuno di noi avrà la sua idea. La mia idea personale, da veneziano, oltre che da direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, è che Venezia deve diventare sempre più la grande capitale internazionale della cultura. Non deve essere solo la Biennale, ma tante altre iniziative, a costo di dare alberghi, palazzi sul Canal Grande, che adesso diamo la possibilità di diventare alberghi, di dare la possibilità di diventino istituzioni culturali. Venezia è un grandissimo palcoscenico e noi dobbiamo far sì che in questo palcoscenico giunga tutto il mondo della cultura internazionale. E non è soltanto una vetrina, perché la cultura produce anche posti di lavoro, produce occupazione, produce ricchezza e produce anche un turismo di altissima qualità, lo vediamo nei giorni della Biennale, un turismo di altissima qualità che potrebbe essere quello che consente di avere numeri più limitati, ma contemporaneamente una produzione maggiore di ricchezza per tutti, una ricchezza condivisa. Ecco, questo è quello che io vedo come futuro della nostra città. Dopodiché c'è un problema da risolvere. La mia sensazione è che si stia scavando un fossato tra pezzi della città e questo fossato venga riempito di odio, di rancori, di mille cose non positive. Ecco, questo proprio va evitato, perché vedete, se la città si spacca in due, una volta vince Mario, una volta vince Silla e poi Silla fa le liste di proscrizioni dei seguaci di Maio e viceversa la volta successiva. E questo non è un modo buono per gestire la città, non è un modo buono per svilupparla. Noi abbiamo bisogno del genio Pontieri, abbiamo bisogno di gente che discuta, che dialoghi, che abbia la capacità di dire la mia opinione è questa, io rispetto la tua e probabilmente all'interno della tua opinione trovo qualcosa di positivo. Il tema tipico è quello paurosamente divisivo della locazione turistica degli appartamenti.
C'è da un lato la legittima aspirazione da parte dei veneziani di avere un'integrazione al reddito, dall'altro lato c'è una forte richiesta da parte del mercato, le famiglie, chi ha bisogno di privacy, chi sta per tempi lunghi in città, di avere anche appartamenti con l'affittanza breve. Dall'altro lato dicono anche i proprietari degli immobili che ormai la legislazione italiana non ti chiede più di affittare a lungo termine, ma ti chiede di adottare un inquilino. Dall'altro lato è anche vero che chi ormai cerca casa in città non la trova assolutamente, anche se è disposto a pagare cifre importanti. Allora dei paletti vanno messi, e questo è il classico esempio di dove c'è la necessità di sedersi intorno a un tavolo, abbandonando le reciproche diffidenze e cercando di capire i reciproci interessi. Solo se noi entriamo in questa ottica, cioè quella di capire i reciproci interessi, trovare dei punti di mediazione, dei punti di sintesi, io penso che riusciamo a invertire la tendenza di questa città, perché siamo ancora in tempo, siamo ancora in grado di farlo, siamo ancora in grado di riprendere in mano i destini della nostra città e di riconvertirla nella grandezza che ebbe un tempo. Grazie a Claudio Scarpa, e grazie anche perché ha toccato l'altro tema che nella mattina è emerso molto forte, cioè il tema del dialogo, la necessità che le varie parti sociali, politiche, insomma in città dialoghino, e la consulta di Barcellona ci è sembrato proprio il modello migliore proprio per anche questa nostra città. E quindi ecco, per questo e per altre cose che hai detto ringraziamo Claudio Scarpa, che pregherei di rimanere comunque con noi, perché rimango qui, sei costretto a rimanere, va bene. Allora passiamo a chi comunque segue le attività economiche in città. Mi riferisco a Emiliano Biracu. È giovane, attivissimo, conosce la città molto bene, conosce le dinamiche della città benissimo e diciamo raccoglie sempre spunti importanti, interessanti, e oggi ne porterà testimonianza. Grazie Emiliano. Grazie Andrea, grazie agli organizzatori per l'invito. Questa è una straordinaria opportunità per poter confrontarci, perché no, uscire con dei spunti, anche delle proposte concrete per il bene della nostra città. Le attività economiche di Venezia vengono da un periodo difficilissimo. Ricordo che le difficoltà economiche sono iniziate dai danni causati dall'acqua alta da novembre 2019, poi successivamente è stata la pandemia con delle chiusure e restrizioni. Sono stati degli scenari mai visti nella storia dell'attività economica nell'ultimo secolo, e questo ci ha messi in un punto interrogativo che il tessuto economico, il modello economico della nostra città forse era basato su una monocultura turistica che nella prima difficoltà ha evidenziato il collasso totale del sistema economico. Oltre questo, da un mese stiamo tutti assistendo alla guerra in Ucraina, e qui oltre il dolore e il risentimento per le vittime sta portando anche delle conseguenze dirette per le attività economiche nel nostro territorio. Ricordo qua l'aumento dei prezzi del carburante, del gas, energie elettriche, i prodotti, le materie prime. Oggi parlando con i fornitori ci stanno dicendo di tenere in considerazione che nelle prossime settimane potremo ritrovarsi in assenza di alcune materie prime come l'olio, farina, grano, perciò ci sono degli scenari imprevedibili. Anche se stiamo gradualmente uscendo dalla pandemia, Venezia si sta risvegliando. Però anche in questo caso è un risveglio, un ritorno in modo graduale, e qui non dobbiamo dimenticare che fino a febbraio 2020
andasse tutto bene. Molti percorsi erano tracciati, anche di segno negativo, e qui vorrei ricordare la maturità di alcuni prodotti, di alcuni servizi, erano già a fine ciclo di vita. E qui tantissime aziende, tantissime imprese veneziane, comunque soddisfatte all'andamento naturale del mercato, non hanno preso in considerazione le opportunità che offriva l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, il percorso di innovazione nel senso sociale del capitale umano che offriva al mondo economico veneziano. E questo da un lato sottrava valore alle attività produttive, alle attività di distribuzione, alle attività di qualità del nostro territorio come l'artigiano, e da un lato cercava di lucrare rendite di posizione e di immagine di tantissime attività che sono considerate negli ultimi anni come speculative. Troppe volte la domanda mal informata era indirizzata ai prodotti di bassa qualità, a tantissime attività e servizi che comunque non rappresentavano le eccellenze veneziane, trascurando nello stesso momento l'artigianato locale, i prodotti di qualità, tutta la filiera economica che ci rendeva orgogliosi della nostra città. Anche se durante la pandemia il governo ha assistito, noi siamo tutti consapevoli che comunque grazie agli sostegni, ai ristori, ai crediti d'imposta, a tutte le misure economiche hanno comunque evitato un fallimento totale delle attività economiche veneziane, però una parte di queste comunque non sono riusciti a salvarsi. C'è un ultimo studio che abbiamo presentato insieme con professoressa Fregolent, un studio elaborato con Confesercenti Metropolitana, e lì ci sono dei dati importanti. Prima di tutto il censimento che è stato fatto è molto importante per capire l'incidenza delle attività economiche sull'intero tessuto economico. Ci sono quasi 4.097 attività economiche, tra cui sono incluse attività commerciali, alberghi, artigianato, e su questi all'incirca 3.150 sono attività commerciali. Nel 2020, secondo il censimento, il 5% delle attività era chiuse, non in uso. Invece nel 2021 siamo arrivati a 25%. Allora, secondo noi, secondo il nostro ragionamento, questo è un percorso già iniziato prima della pandemia, come ho ricordato prima. Questo fa riferimento alla maturità, al fine ciclo di vita dei prodotti, delle imprese che non hanno saputo cogliere l'occasione di innovazione che offriva la tecnologia, la digitalizzazione, ma anche il mercato intero, perché siamo stati basati sull'andamento naturale del mercato. E noi lo abbiamo chiamato una catastrofe buona, perché questo garantiva comunque una rendita economica sicura per tutte le attività economiche, però tutti abbiamo trascurato anche le conseguenze che basarsi senza una strategia, senza una politica, e qui faccio riferimento negli ultimi 30 anni, ha portato l'aumento esponenziale di tantissime attività economiche, senza qualità, senza una competenza, senza riconoscere anche le identità del territorio. E le 790 attività economiche che sono state censite come non in uso oppure chiuse per vari motivi, comunque una buona parte è legato al percorso, alla nostra non capacità di considerare l'innovazione come opportunità. Poi certo il 15% è legato anche al Covid, però secondo noi il Covid, la pandemia, ha semplicemente accelerato questo percorso. Quali sono le proposte che noi riteniamo opportuno per poter considerare non soltanto un turismo sostenibile ma anche un commercio di qualità? Prima di tutto bisogna pensare a nuove forme di impresa che siano alternative al turismo.
Qui ricordo che le nostre università, Ca' Foscari e UAV, stanno lavorando sull'ampliamento dell'offerta accademica per poter ripopolare la città, perché questo è un fattore molto importante, cruciale, che riguarda l'aumento della capacità e dei consumi nelle nostre città, e così dando delle possibilità per poter considerare le nuove forme imprese con delle basi solide. Allora ci sono dei progetti già avviati, messi in campo da Università Ca' Foscari, basta ricordare Venezia, no? Che dà delle condizioni, anche delle risorse agli studenti sulla ricerca applicata in merito alle nuove forme di impresa. Prima della pandemia le indicazioni, anche il progetto europeo era basato su New Green Deal, e questo aveva già iniziato un percorso di investimento su una nuova economia basata sulla sostenibilità ambientale, su una economia circolare, per poter creare anche un circolo virtuoso all'interno della nostra città. Poi con la pandemia il nuovo Next Generation EU, il piano nazionale di ripresa e resilienza, ha portato ulteriori risorse ma anche altri obiettivi opportuni per poter rilanciarsi nella ricerca. Oltre alle nuove forme di impresa, che comunque sono importanti, no? Spingere, bisogna considerare anche imprese che siano diverse, però che siano al servizio del turismo. Questo veramente potranno portare un miglioramento della qualità d'offerta del turismo, e qui si tratta di investire sull'innovazione sociale, considerare il lavoro nel settore del turismo non soltanto garantendo una rendita economica sicuro, ma sentirsi anche realizzati, soddisfatti, perché il problema dell'intero comparto turistico, e qui fanno parte non soltanto le attività ricettive, commerciali, pubblici, esercizi, ma tutta la filiera che sta intorno al turismo, stiamo riscontrando anche negli ultimi anni la difficoltà della reperibilità di forza lavoro, perché giustamente da una parte fa riferimento alle rendite, alla garanzia economica, perché purtroppo il lavoro che offre l'intera filiera turistica è un lavoro stagionale e poi non viene considerato come un investimento per il futuro. E qui investire sulle nuove forme di imprese che siano al servizio del turismo potrebbe arricchire ancora di più la filiera. Poi un'altra problematica che è stato anche menzionato prima fa riferimento anche alla progressiva trasformazione delle unità immobiliari in bed and breakfast. Anche qui, prima di andare sulle proposte, io vorrei evidenziare quali siano le cause di questa esplosione, di questo aumento. Prima di tutto perché mancano delle tutele per i proprietari degli immobili, mancano delle tutele finanziarie in caso di morosità, ma manca anche la tutela per poter liberare l'appartamento o l'immobile in caso di assoluzione del contratto, e questo è un dato molto importante per poter incentivare le affittanze a lungo periodo. Le due convergenti di Firenze e Venezia hanno elaborato insieme un decalogo, e poi successivamente è stato anche firmato dalle entrambe amministrazioni, e lì ci sono delle proposte concrete. Prima di tutto è la modifica del testo unico per l'edilizia, introdurre la destinazione d'uso residenziale e turistico. Poi ci sono anche modifiche normative primarie sulle locazioni abitative. Bisogna considerare attività con finalità turistiche tutte le locazioni brevi di durata inferiore a 30 giorni. Invece vengono esclusi tutti coloro che non hanno più di unità immobiliari e che non danno in affitto per un periodo superiore a 90 giorni annui complessivi. Tutte le considerazioni, tutta questa fascia che supera insomma, nel complesso dell'integrazione del reddito familiare dovrebbe avere lo stesso regime fiscale, ma anche gli stessi requisiti di agibilità per poter evitare a volte anche una concorrenza sleale. Questo
questi sono alcune considerazioni precisi, concreti, che noi li abbiamo inclusi nel decalogo e poi successivamente è stato ribadito anche nella legge Salva Città d'Arte. Anche qui è un'iniziativa iniziata dalle associazioni di categoria delle città d'arte italiane, e qui non si tratta di dare più poteri né al sindaco Brugnaro né al sindaco Nardella, ma qui è un ragionamento complessivo sul ruolo futuro che devono avere le nostre città. Dobbiamo lavorare tutti uniti al sostegno di questa proposta di legge, perché riesce a garantire una vera svolta, ma dare anche più strumenti, togliere l'alibi alle amministrazioni per poter cambiare non soltanto la visione, la strategia, la politica dell'orientamento delle nostre città, ma anche la salvaguardia dei centri storici d'Italia. E qui ci sono due interventi mirati. Prima di tutto riesce a garantire più poteri alle amministrazioni locali per poter evitare il fenomeno dello spopolamento, perché questo non è un fenomeno solo per la città di Venezia, ma anche per Firenze, per il centro storico di Roma, per tutte le città storiche d'Italia. E il secondo obiettivo è di garantire più poteri per poter intervenire sulle chiusure illimitate delle attività economiche nelle città storiche. Questo va fermato, perché sta veramente degradando e sta danneggiando anche l'economia esistente. Firenze ci ha provato, però i ricorsi al TAR comunque hanno evidenziato che la legge nazionale non può fermare, anche se c'è una volontà amministrativa. Questi sono due paletti importanti della legge Salva Città d'Arte. Un ulteriore paletto fa riferimento anche più poteri sulla rigenerazione urbana, sulla trasformazione, anche sulla riqualificazione degli spazi, negozi, sfitti, perché no, riconsiderare in questo caso anche la possibilità dei proprietari oppure anche chi ha la custodia di questi immobili per poter investire sul mantenimento e recupero di questi immobili. Per quanto riguarda il turismo, certo, anche noi siamo tutti dell'idea che la prenotazione deve essere obbligatoria, è l'unica soluzione per poter evitare questo degrado, ma anche per poter controllare, gestire il flusso turistico nei limiti e nella capacità del territorio. Certo, parlare oggi di limiti, dobbiamo mettere in considerazione che mettendo subito dei limiti questo porta anche il fallimento oppure la chiusura di almeno un terzo delle attività economiche collocate in città. Perché? Perché noi siamo ancora oggi convinti che è la domanda che ha influenzato sull'offerta e non il contrario. Certo, questo avrebbe un senso, cioè noi siamo favorevoli a porre dei limiti, però se ci sia un processo graduale, il contrario di quello che è successo negli anni, cioè nello stesso tempo considerare di riqualificare, chiudere alcune attività che sono state considerate espulsi dal mercato, che hanno chiuso il loro ciclo di vita, e dare nuove opportunità, nuove forme di impresa che siano diverse, in alternative con il turismo, e nello stesso tempo limitare il flusso turistico. Cioè è un percorso, è un processo che va fatto nello stesso tempo e in modo parallelo. Parlare di turismo bisogna anche prendere in considerazione l'investimento sull'innovazione della forza lavoro, delle persone che ci lavorano, perché oggi la differenza la fanno le persone che ci mettono la faccia, l'empatia tra le persone, e qui sono gli imprenditori, i lavoratori, gli operatori turistici. Investire sulla riqualificazione, investire sulla preparazione, ma garantendo anche un futuro alle persone che lavorano nel mondo del turismo, significa migliorare la qualità d'offerta.
Ci sono tantissime risorse che noi assistiamo sempre, che vengono erogati tramite i bandi dalla Camera di Commercio, dalla Regione Veneto, che vanno in questa direzione, però questi non sono sufficienti e qui va fatto un ragionamento anche nazionale. In particolare faccio riferimento ai contratti stagionali. In questo caso la nostra proposta riguarda la decontribuzione dei lavoratori stagionali e trasferire questa parte dei contributi durante il periodo non lavorativo, così loro hanno una garanzia di reddito per tutto l'anno, ma questo significa che loro nel periodo di bassa stagione non significa che dovranno stare a casa, ma le aziende prendono l'impegno di investire durante questo periodo per poter migliorare la loro qualità professionale. Questi sono alcuni punti importanti che possano realmente fare la differenza sul turismo. Poi un altro fenomeno che è in crescita è anche il commercio online. Anche prima della pandemia questa aveva un aumento, la pandemia ha semplicemente accelerato il commercio online. Certo, è un fenomeno inevitabile, e noi dobbiamo essere in grado di trasformare queste novità, questa innovazione che ci porta al commercio online in opportunità. Sappiamo molto bene che la prima conseguenza che porta il commercio online è la decadenza del commercio tradizionale. Noi non possiamo permettere di far sparire il commercio tradizionale, perché prima di tutto il commercio tradizionale garantisce la vivibilità, la sicurezza dei quartieri. Ogni saracinesca aperta significa un quartiere più sicuro, un quartiere più vivibile. Perciò noi dobbiamo comprendere, capire come mettere in rete il commercio online con il commercio tradizionale. Prima di tutto dobbiamo realizzare che il commercio online ha bisogno di più logistica. Attualmente è concentrato su grandi magazzini di distribuzione e la sfida è di riconvertire la logistica in logistiche più piccole, concentrate nell'intera zona della città, e poi sposare anche il modello di Boston e New York. Vengono chiamati negozi di logistica, di diffusione. Questo riesce a generare un flusso economico al commercio tradizionale. Mettere in rete l'innovazione con il tradizionale tramite i negozi di logistica significa ripensare, investire, ma anche far rivitalizzare il commercio tradizionale, e questa va pensato nell'ottica che la relazione tra l'utente e il commercio deve essere fondamentale. Noi non dobbiamo soddisfarsi solo con la consegna diretta, ma dobbiamo mettere in gioco anche il commercio tradizionale. Poi ci sono anche alcune considerazioni in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo costruito un tavolo di lavoro nazionale e lì abbiamo un attimo analizzato non soltanto il piano italiano, ma abbiamo studiato anche il piano nazionale francese. Abbiamo visto una differenza notevole. Certo, è un piano, insomma, noi siamo contenti, è un piano che prende in considerazione una nuova visione d'Italia, rispettando tutte le indicazioni che sono arrivate dalla Commissione europea, però per quanto riguarda due capitoli, turismo e commercio, abbiamo evidenziato alcune carenze. Prima di tutto, il turismo ha un capitolo a parte, però è orientato di più sulla riqualificazione dei borghi meno conosciuti, sulla cultura. Certo, sono necessari, ma non sono sufficienti. Una parte fa riferimento alla transizione digitale e poi successivamente spiegherò anche le novità che sono in arrivo con il nuovo piano strategico del turismo regionale Veneto. Però in merito al commercio e anche alla riqualificazione e rigenerazione urbana ci sono delle carenze.
In Francia, nel piano nazionale francese, sono degli investimenti, interventi specifici sulla rigenerazione urbana delle città storiche, anche sul riconoscimento dei distretti commerciali, ma dando un valore aggiunto. La nostra regione conosce solo un distretto commerciale per ogni comune. Infatti noi abbiamo attualmente un distretto commerciale che fa riferimento alla zona di Mestre e Marghera, però non possiamo costruire un distretto commerciale per la città storica. Questo non significa di avere una idea nel senso stretto di valorizzazione del commercio, ma significa creare una rete, valorizzare le eccellenze del nostro territorio e coinvolgere anche i residenti, perché i residenti dovranno essere i primi portatori di interesse. Bisogna coinvolgerli e costruire un circolo virtuoso. I residenti devono guadagnare, devono arricchirsi non soltanto culturalmente, ma anche una ricchezza, una parte della ricchezza dei profitti che viene guadagnato grazie alla bellezza di questa città deve essere destinata alla nostra città, anche ai residenti. Questo è il vero ragionamento che si potrebbe fare con il nuovo distretto del commercio. Poi per quanto riguarda il nuovo piano strategico del turismo regionale Veneto, io ho partecipato ai lavori di stesura di questo piano e ci sono delle novità importantissime che secondo me potranno portare una rivoluzione nella gestione e nella programmazione turistica della nostra città. Prima di tutto è stato cambiato la definizione da Veneto the Land of Venice in Veneto the Land of Value. Abbiamo cercato di togliere Venezia, la strumentalizzazione della nostra regione nei confronti della città, per dargli una sua autonomia. E poi le novità riguardano la digitalizzazione della programmazione dell'offerta turistica. Ci saranno degli hub, applicazioni regionali chiamati Destination Management System, che sono delle applicazioni web, le quali hanno tutte le funzionalità delle destinazioni turistiche, dalla commercializzazione, prenotazione, organizzazione dell'offerta e marketing, le quali non sostituiranno le applicazioni o i web che esistono già, ma semplicemente creeranno una rete per poter aggiornare in tempo reale i dati tramite un database unico. Poi oltre a questo sarà avviato anche un ecosistema digitale per poter dare quella importanza che il turismo ha nell'intera filiera economica della nostra regione. Il turismo non deve essere considerato un settore a sé stante, ma ha una caratteristica trasversale. Tramite il turismo noi potremo realmente crescere la nostra economia e l'ecosistema digitale veneto riuscirà a mettere in rete non soltanto il turismo, ma tutta la filiera produttiva, pesca, agricoltura, anche la mobilità sostenibile. Tutto questo saranno collegato con un hub nazionale, Italia.it, le quali garantiranno una finestra alternativa per poter ridurre, perché non pensare anche eliminare la dipendenza dalle OTA, Online Travel Agency. Così noi saremo in grado di organizzare l'offerta turistica direttamente e non dipendere di più dalle OTA. Questo, cioè tutta l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione dovrà porsi nelle condizioni per poter gestirla e non subirla. Grazie. Grazie a Emiliano Biracu, ricordo vicepresidente della Confesercenti Metropolitana, grazie per il tuo contributo e spunti sempre ce ne sono, vedo che tanti annotano e quindi poi anche magari nel dibattito ritorniamo sui temi. Chiamerei qui Manfredo Manfroi che conosciamo come obiettivo, nel senso per la capacità di raccogliere le immagini della nostra città e non solo, presidente emerito del Circolo Fotografico La Gondola, ma è anche un cittadino attivo, attento e in questo senso ha abbiamo lavorato assieme, insomma, e ha realizzato una ricerca molto interessante
è anche un po' divertente, ma è molto utile. Beh, divertente Grazie, secondo i punti di vista. Interessante forse sì. E cioè oggi, nel corso di questa interessante giornata, è affiorata più volte una problematica che è quella legata al rapporto tra residenza e locazione turistica. Vivendo da veneziano, ormai molto avanti con gli anni, per cui questo mi dà anche una facoltà di osservazione dei nostri problemi molto ampia. Io sono del 1940, per cui ho vissuto tutta l'evoluzione di questa città, dalla guerra fino ai giorni nostri. Uno degli aspetti forse finora sottovalutati è quello proprio del rapporto interno non stabile fra residenza turistica e proprietario o inquilino residente. Va fatta una piccola premessa, e cioè la tipologia edilizia veneziana nel suo complesso, come ben sapete, è formata da edifici molto vecchi. In larga parte poi c'è una sedimentazione che arriva fino al secondo dopoguerra, fatta poi da scale strette e anguste di appartamenti molto sottili e con soffitti altrettanto piccoli, sottili cioè. In più, oltre a questo, questa prevede perciò una convivenza a contatto di gomito fra residenti e turisti. In più c'è il fatto, come è stato poi anche evidenziato da recenti statistiche, che l'età media dei residenti è molto alta. Non solo, ma è molto alta e anche formata da nuclei monofamiliari, cioè da persone sole. Quindi la tipologia prevalente dei residenti è formata da persone sole anziane. E questo comporta la nascita di problemi qualora il comportamento degli inquilini delle abitazioni turistiche non sia consono a quelli che sono non solo i principi generali, ma anche di sempre educazione. Cosa può fare allora il cittadino, diciamo così, residente? Vi parlo perché io ho un'esperienza diretta di questo, quindi vi parlo a ragion veduta, non per sentito dire. Ben poco. Il residente si trova di fronte a dei disturbi, a delle piccole mancanze, piccole o grandi, contro le quali ha pochi, se non nulli mezzi di difesa. Allora, sulla base di questa premessa, assieme all'associazione, tutta la città insieme, ho pensato di lanciare una specie di sondaggio. Non è un'inchiesta che ha i requisiti della vera indagine capillare, estesa, approfondita, secondo criteri scientifici, no, è semplicemente un semplice sondaggio così di opinione fatto con delle domande molto, se vogliamo, anche talvolta curiose, però che danno il senso di quelle che sono le tipologie prevalenti dei conflitti che si instaurano fra residenti e turisti. Ne cito alcune. Le domande: lasciano il portone d'ingresso aperto anche di notte? Trascinano i trolley giù per le scale, spaccando i gradini di marmo e facendo un frastuono infernale? Lasciano le spazzature con resti di pizza, bottiglie di birra, pannolini di bambini nell'androne fino a giorno inoltrato? Vi suonano il campanello nel cuore della notte? Vi è capitato che se provate a protestare vi mandano un vai uccidi pagato dal proprietario? Eccetera, eccetera. Allora, abbiamo raccolto così, in modo molto spartano, senza molti mezzi di diffusione, anzi col passaparola o attraverso il web, abbiamo raccolto 104 risposte
che non valgano ai fini di una statistica seria, però 104 risposte non sono neanche poche, per cui hanno dato un indirizzo, un'idea di come vanno le cose. Ci sono state anche delle risposte negative, cioè cosa volete, che io a casa mia faccio quello che voglio, per esempio, che non è proprio il massimo. Però, ecco, quelle più importanti, su quali vale la pena soffermarsi, ve ne leggo alcune. Ecco, lasciano il portone d'ingresso aperto anche di notte, su 104, 47 hanno detto sì. Trascinano i trolley, su 104, 53, la metà. Lasciano le spazzature, eccetera, fino al giorno inoltrato, la metà, 47. Risuonano il campanello nel cuore della notte, 31. Quella interessante è proprio quella che se vi capita di protestare vi mandano vai uccidi, sarebbe il sicario nei film gialli che era incaricato di sopprimere l'avversario o il concorrente, ma in questo caso è in veste scherzosa certamente, no? E dice ben 22, cioè un quinto delle risposte ha detto di sì. Questo non significa che si è presentato uno con la pistola, ma è venuto uno a dire guarda, è bene che lascia perdere. E questo dà anche la misura della forza che hanno alcuni, non tutti, ben inteso, proprietari di questi appartamenti. Poi viene una curiosa che abbiamo fatto, cioè vi è capitato di salutare sulle scale 2 turisti con trolley e scoprire dopo che avevano svaligiato un appartamento? Hanno risposto in 6 di sì. Allora, quindi vedete che, e queste sono delle casistiche che abbiamo messo un po' sulla base di esperienze comuni, perché badate che questi quesiti sono stati fatti sulla base di osservazioni e di esperienze autentiche, non sono inventate, attenzione, sono tutte vere. Ecco. Quindi anche le risposte di conseguenza. Che conclusioni ne traiamo? Allora, è stato detto, ripetuto anche durante la giornata, sono stato molto attento a questo, cioè bisogna regolamentare questi appartamenti turistici, bisogna che ci sia una legge. Questa indagine, chiamiamola così, non è contro chi affitta, assolutamente, è contro una carenza di gestione e di regolamentazione delle locazioni. Questo va fatto, questo è importantissimo. E soprattutto va condotta una tutela in qualche modo dei residenti, di chi abita. Perché se è vero che c'è un diritto di disporre dei propri beni come meglio si crede, per carità, quindi affittando, è altrettanto vero che c'è un diritto sacrosanto di chi decide di spendere gli ultimi giorni della sua vita in questa città, a qualsiasi costo, di vivere questi ultimi giorni in assoluta serenità e tranquillità. Io mi auguro che questo discorso prosegua. Ho sentito tante iniziative interessanti oggi, su cui tra l'altro magari dopo torneremo in sede di dibattito. Questo aspetto non è secondario, perché arriva il punto, in certi casi, questo ve lo do per certo, che esasperati da queste condizioni di vita nel proprio locale, nel proprio quartiere, molta gente se ne sia andata a vivere altrove. Mi diceva una signora che se vuole dormire va dalla figlia a Mestre, perché a casa sua non riesce a dormire. Sarà un caso limite, per carità, però c'è anche questo accadimento. Bene, io avrei concluso. Grazie a Manfredo Manfroi, grazie appunto tra il serio e il faceto abbiamo toccato dei temi spinosi. Faremo, mi sono dimenticato, che finanze permettendo faremo una piccola pubblicazione di tutto questo, comprese anche delle osservazioni più dotte e più scientifiche di quelle che vi ho proposto adesso, però una piccola traccia per riflettere su questo aspetto che credo non sia assolutamente secondario. Grazie. Grazie, e grazie anche perché
parlando ieri con Aina Pedret, scusa, a Barcellona proprio c'è l'amministrazione che ha incaricato, vero, scusa, dimmi se dico cose che non sono corrette, che ha stanziato dei fondi per addetti che vanno a verificare segnalazioni che arrivano dai cittadini. Sì, una cosa che si potrebbe fare è quella di creare, per esempio, in città comunale, per esempio, un centro di ascolto in cui, non dico perché capisco che non è facile farlo, ma in cui vengano raccolte proprio queste lamentele, lagnanze. Non si può ricorrere sempre ai vigili, alla questura, all'autorità giudiziaria, oppure scendere a battere al cuore della notte, a picchiare sulla porta del vicino, eccetera. Grazie Manfredo. E invito la dottoressa Carla Toffolo qui, Carla Toffolo, che appunto ci porta la testimonianza dei comitati privati internazionali di salvaguardia per Venezia e di Europa Nostra. Carla è un motore di iniziative e oltre che di appunto importanti realtà che esaminano le dinamiche del territorio, che analizzano quelli che sono i problemi che minacciano la nostra città e che indicano vie anche appunto relazionandosi con strutture più lontane rispetto ai confini strettamente comunali o regionali, e quindi su questo chiedo a Carla di intervenire. Grazie. Grazie, la mia bella presentazione notturna. Allora, innanzitutto mi scuso con i relatori che mi hanno preceduto, soprattutto quelli del mattino. Ho potuto ascoltare soltanto una parte del suo intervento e una parte dell'intervento di Manfroi, ma tutti i comitati privati si riuniscono proprio da oggi fino a sabato in città, per cui non sono dovuta stare dietro a loro, insomma, perché è il mio lavoro. E d'altro canto ci tenevo molto a esserci qui oggi e dov'è? Non c'è Carla. Non c'è. E esserci qui per parlarvi di quello che facciamo sia come comitati privati internazionali per la salvaguardia di Venezia, ma anche in seno a Europa Nostra. Penso che i comitati privati non abbiano bisogno di presentazioni, ormai lavorano in città da più di 50 anni e tutti voi sapete che cosa fanno. Europa Nostra, molti di coloro che sono qui in sala oggi e molti di quelli che hanno partecipato anche agli incontri organizzati da Andrea Segre l'hanno conosciuta Europa Nostra a settembre durante il Summit per il Patrimonio Culturale che ha avuto luogo alla Fondazione Cini. In quell'occasione comitati privati ed Europa Nostra hanno unito le forze e hanno cercato di ascoltare e far ascoltare tra tutte le entità che formano la città, perché riteniamo che soltanto dal dialogo possa nascere qualcosa di costruttivo e concreto. Non so se ci siamo riusciti a innescare un meccanismo virtuoso, lo spero, certo comunque il nostro compito né dei comitati né di Europa Nostra si è esaurito in quell'occasione, innanzitutto. Dopodiché Europa Nostra diciamo che è un interlocutore preferenziale per l'Unione Europea, per la Commissione Europea nell'ambito del patrimonio culturale. Da 20 anni gestisce i premi del patrimonio culturale europeo che vengono
consegnati a progetti di vario tipo che riguardano sia il patrimonio culturale tangibile che quello intangibile o materiale e immateriale, e cercando sempre di trovare dei punti che non siano, mettano in evidenza che quello che è stato fatto non è soltanto un progetto di restauro, ma che siano progetti in cui il patrimonio culturale ha avuto un ruolo fondamentale per la comunità. Allora, volevo parlarvi di alcuni progetti che hanno avuto un ruolo molto importante sia a livello europeo sia a livello veneziano, perché a nostro parere il patrimonio culturale, appunto come vi dicevo, può essere un indicatore importante, una base fondamentale non solo per il turismo, perché tutti dicono i nostri monumenti li vengono a vedere i turisti, ma in realtà il nostro patrimonio culturale fa parte della vita delle nostre comunità. Pensate all'icona della Madonna della Salute. Allora, io credo che nessuno di coloro che è seduto qui oggi non sia mai andato alla Salute il 21 di novembre, anche se è ateo. Che ruolo fondamentale ha per la nostra comunità di Venezia ritrovarsi su quel ponte di barche, ritrovarsi davanti alla Chiesa della Salute, comprare le candele ai bambini, i palloncini ai bambini. Quanto importante è? Allora, lì ci sono stati 2 comitati privati che hanno fatto un piccolo restauro dell'icona, neanche un restauro, una manutenzione dell'icona e il restauro della cornice, sia il Venice e il comitato italiano. Ma questo perché? Non soltanto perché quell'icona è importante per i turisti, ma perché l'icona ha un ruolo fondamentale per la città. La città si ritrova e si riaggrega, si ritrova come comunità, come luogo in cui gli esseri umani possono discutere di fronte a quell'icona, anche gli atei. Lo stesso è successo all'Aquila con la Basilica di Colle Maggio. La Basilica di Colle Maggio è un progetto che è stato premiato, che ha avuto il Grand Prix dei premi europei per il patrimonio culturale e allora il terremoto del 2009, tutti ci ricordiamo che disastro è stato all'Aquila. Tutti noi sappiamo che cosa questo ha rappresentato, non importa, che cosa questo ha rappresentato, non avrete le immagini, però poi vi darò tutte le indicazioni per ritrovare tutto online. La Basilica di Colle Maggio è il corrispettivo all'Aquila della Salute. Dal 1295 ogni anno si tengono delle cerimonie celestiniane, non mi ricordo più come si chiamino, in cui la comunità l'aquilana si ritrova. Ma vi immaginate che cosa è stato per l'Aquila? È come se a noi crollasse la Basilica della Salute. È come l'anno in cui non abbiamo avuto il Redentore. Per l'Aquila è stata esattamente la stessa cosa, per cui il patrimonio culturale sicuramente adesso andiamo a rivedere, a rivisitare la Basilica di Colle Maggio, ma soprattutto gli aquilani, gli abitanti dell'Aquila sono di nuovo messi nella possibilità di ritrovarsi come comunità per queste celebrazioni che ci sono ogni anno da 800 anni. Praticamente. Per cui questo ci fa capire quanto sia importante il patrimonio culturale. Il patrimonio culturale ha un ruolo per il turismo, lo ribadisco sicuramente, perché attira, ma se lo facciamo in maniera intelligente, se consideriamo il patrimonio culturale in maniera intelligente, in maniera diversa da come lo vediamo abitualmente e lo vediamo appunto soltanto come produttore di ricchezza turistica, e tra l'altro turismo, io lo dico sempre, sembra ormai diventata una parolaccia, però ricordiamoci che siamo tutti turisti, basta che usciamo da casa nostra, dalla città dove abitiamo, diventiamo turisti tutti, ricordiamocelo, il turismo non è una parolaccia.
non è qualcosa da demonizzare. Però ovviamente va tutto questo equilibrato. Ci sono poi delle altre esperienze in cui il patrimonio culturale ha avuto un ruolo importante. Penso ad esempio all'Arsenale di Hvar, un altro dei premiati dei premi di Europa Nostra. Hvar è Lesina Lesina in italiano, è una isola dalmata, un arsenale veneziano che però in realtà esisteva ben prima della dominazione veneziana, che era in uno stato pietoso. E cosa hanno fatto i croati? Lì c'è stata una concorrenza di forze pubbliche e private. Hanno restaurato una parte che è diventata sede di mostre temporanee, ma hanno restaurato soprattutto il teatro, che è successivo all'epoca di realizzazione dell'arsenale stesso, che è al piano di sopra. E che cosa succede in questo teatro? Ci sono le compagnie amatoriali dell'isola che si ritrovano, dai bambini alle persone anziane, che si ritrovano a fare teatro. Per cui è diventato un luogo, un centro di aggregazione. Come è diventato un centro di aggregazione l'officina delle ferrovie olandesi. Un'officina delle ferrovie olandesi era nella città di, permettete, l'olandese ultimamente non lo frequento molto, Tilburg, e a Tilburg c'era questa officina nazionale delle ferrovie olandesi. E archeologia industriale, stavano per demolirla. È successo che qualcuno ha detto no, non demoliamo questo esempio di archeologia industriale, ma rinnoviamo, facciamo qualcosa di diverso, facciamo qualcosa, tra l'altro un'officina ovviamente nei pressi della stazione, per cui potete immaginare le stazioni di tutto il mondo, le zone intorno alle stazioni di tutto il mondo sono per definizione, e questa è purtroppo una cosa alla quale nessuno al mondo ha trovato soluzione, come per tante altre cose, perché ci sono molti problemi, tra cui il turismo, che sono problemi di portata mondiale, che non riguardano soltanto noi, ma riguardano davvero il mondo intero. Hanno rinnovato questa officina, adesso è un centro di produzione culturale perché c'è un'associazione culturale, c'è la biblioteca cittadina, ma ci sono anche degli spazi di coworking che non ci piace in questa città in questi giorni, però se viene fatto in maniera intelligente, equilibrata, anche il coworking è un modo per rivitalizzare un luogo che è in decadenza e che diventa un elemento nodale della vita cittadina. Sia i comitati privati sia Europa Nostra cerchiamo di dialogare quanto più possiamo con tutti, perché ci rendiamo conto innanzitutto che tutti hanno delle idee, tutti hanno delle istanze ed è giusto che tutti ci si ascolti. Abbiamo cercato di abbiamo preparato un documento che si chiama Appello di Venezia per una rinnovata cultura urbana, perché proprio partendo, come diceva il collega che mi ha preceduta prima, dall'importanza, dal ruolo che possono avere i centri storici, dal recupero delle funzioni tradizionali, sia patrimoniali tangibili e intangibili, possiamo rivitalizzare i centri urbani, i centri storici e fare in modo che non siano soltanto dei centri di turismo. Però è ovvio che
bisogna fare quello che va molto di moda dire, che può sembrare un luogo comune, ma bisogna fare rete, bisogna lavorare assieme, perché purtroppo se ognuno va per la propria strada non si arriva da nessuna parte. E sono qui per rispondere a tutte le domande che potete avere. Te ne faccio una io. Vai, cattivo. Intanto ti ringrazio personalmente e ringraziamo Carla Toffolo per essere riuscita a sviluppare l'intervento senza l'aiuto delle slide, e non è facile se uno le ha preparate soprattutto di notte. Quello che ti volevo chiedere era questo: mi avevi citato un esempio di un intervento diciamo di privati all'interno di un contesto greco, ateniese, o comunque di un impatto per motivazioni turistiche all'interno della città storica, diciamo, di Atene, e anche riferibile in qualche modo a quello che sta succedendo qui a San Pietro di Castello. Ecco, grazie. Sì, allora sicuramente, come dicevo prima, i problemi che noi di cui facciamo esperienza qui in città non sono nostra esclusiva, sono problemi mondiali. In Grecia ci sono degli spazi di rilevanza storica, archeologica, che si sta cercando di trasformare in un luogo diverso, con un luogo direzionale, come si dice adesso. Allora sicuramente c'è un'attività in quel senso, ma sia a livello locale ad Atene, ma anche a livello più ampio, a livello europeo. Diciamo che il vantaggio di fare rete, di essere una rete, e in questo allora i comitati privati a Venezia hanno una rete di 27 organizzazioni di 12 diversi paesi, per cui abbiamo le esperienze di 12 diversi paesi, ma che vanno dal Giappone agli Stati Uniti, alla Russia, il Regno Unito, la Svizzera, cioè veramente tutto così. Europa Nostra, lo dice il nome, ha una rete di non mi ricordo più, c'era nelle slide 450 mi pare associati, che sono organizzazioni a livello europeo. A livello europeo, e quando parliamo di livello europeo non parlo soltanto di Unione Europea, ma di Europa geografica. Di Europa geografica, per cui il vantaggio di fare rete, di essere in una rete, è proprio questo, è che noi oggi qui a Venezia stiamo parlando di qualcosa che succede ad Atene, che è simile a qualcosa che succede qui, ma grazie a questa rete probabilmente scopriremo che in Portogallo, forse non in Portogallo perché c'è una politica, un'impostazione diversa, però in altri luoghi potrebbero esserci delle situazioni simili e che potrebbero essere interessanti, che potrebbero trovare una soluzione non a livello locale, ma a un livello diverso, a un livello di Unione Europea, di Europa proprio, di istituzioni internazionali e non necessariamente mondiali e governative, ma ci sono molte istituzioni governative e non governative che sanno fare le cose mettendosi in rete. Grazie Carla, quindi abbiamo affidato San Pietro di Castello in buone mani. Ok. Certo. No, scusami, dopo sì. Diciamo finiamo gli interventi in scaletta e poi posso chiederti di rispondere adesso alle domande, così vado. L'appello di Venezia, se lei lo cerca,
Appello di Venezia per una rinnovata cultura urbana. Il sito dei comitati è comprive.org e c'è una pagina, Appello di Venezia, lei lì trova il testo. No, siccome la dottoressa poi adesso deve andare via, quindi se ha una domanda proprio telegrafica. Ah sì, non so se ho capito bene una cosa che lei ha detto quando sono entrata, potrei aver anche capito male. C'era il discorso della salute, di andare alla salute, che noi dobbiamo tutti partecipare e andare alla salute. No, non dobbiamo tutti, non era un'esortazione a partecipare. No, non era quello, comunque è un discorso. Perché io, la prima roba che mi è venuta in mente, io non so se lei quando è andata l'ultima volta alla regata storica, io anni fa a un certo punto ho smesso di andare, quando hanno cominciato a fare gli annunci in 100.000 lingue mi sono completamente sentita all'estero, per cui quando Cacciari ci ha detto di andare per strada in maschera quando era carnevale, Marameo, da quella volta non ci sono più andata in maschera, cioè voglio dire, noi siamo anche commercializzati in questa città, punto. Grazie della testimonianza, sono anche d'accordo con lei, comunque non è rivolta direttamente all'autoressa, nel senso è in genere. No. Sì. No, io non vi ho esortati, non ho esortato, ho detto semplicemente, immagino che tutti noi andiamo alla salute perché è un momento importante per noi veneziani. Grazie Carla. Grazie. E ringraziamo Carla Toffolo. Adesso ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano col PC. Ricercatori di diritto costituzionale, ma soprattutto per noi uno dei volti più importanti, insomma, di Ocio, e che ha guidato un gruppo a costruire una proposta di legge in cui ne faceva cenno prima Andrea Segre, e appunto grazie Giacomo, a te la parola. Buonasera, innanzitutto vi faccio la classica domanda: mi sentite? Molto bene, grazie. Perfetto, grazie, vi ringrazio davvero per l'invito, è un piacere e anche un onore poter intervenire all'Ateneo Veneto in veste di membro di Ocio, dell'Osservatorio Civico sulla casa e la residenza di Venezia, e mi scuso anche per non essere lì con voi, però purtroppo come tanti, tra cui appunto anche il Presidente Scarpa, anch'io sono costretto a casa con il Covid, purtroppo un po' sintomatico, però insomma questi mezzi ci danno la possibilità di fare comunque lo stesso. Il mio compito è un po' quello di riprendere il filo di tanti interventi che si sono succeduti quest'oggi, in cui è emerso appunto il tema della locazione turistica e del rapporto della locazione turistica con la residenza. E un po' è anche quello che cercherò di fare è spiegare quella proposta di legge che ha anticipato prima Andrea Segre, che è l'esito di un percorso partecipato in cui io ovviamente intervengo come Ocio, che è una delle tante realtà, ma a questo percorso partecipato erano presenti moltissime altre realtà associative veneziane, civici, esperti e anche alcuni consiglieri comunali. Però prima di entrare nel merito della proposta, avevo pensato di fare una piccola intro, una piccola introduzione per spiegare un po' il contesto dal punto di vista normativo, perché io sono un giurista all'Università di Macerata e mi occupo di diritto costituzionale, e il contesto normativo, e cercare anche di chiarire alcuni aspetti che anche gli addetti ai lavori spesso non hanno ben chiari o ben presenti, e che vengono a maggior ragione confusi nel dibattito pubblico tra chi non è specializzato nel settore. Quindi partiamo già da un piccolissimo glossario che ho qui
semplificato al massimo, e alcuni termini essenziali da comprendere per capire di cosa si sta parlando. Innanzitutto Airbnb. Airbnb è una piattaforma online che nasce a San Francisco nel 2008 e nel corso degli anni si è affermata come il principale portale che pubblicizza le locazioni turistiche online e consente attraverso questo portale di mettere in contatto chi offre la propria casa ai turisti e i turisti o i viaggiatori che vogliano affittare una casa tendenzialmente per brevi periodi. Cosa sono invece, quindi Airbnb è una piattaforma. Cosa sono invece le locazioni turistiche brevi? Qui ho fatto un po' una crasi perché in realtà bisognerebbe distinguere anche tra locazioni turistiche e locazioni brevi. Bene, le locazioni turistiche sono una tipologia contrattuale di locazione attraverso la quale si affitta con un motivo turistico. Cioè l'unica cosa che distingue la locazione turistica dalla locazione residenziale è che mentre la locazione residenziale risponde a una necessità abitativa di chi vuole risiedere in quella casa per un lungo periodo, la locazione turistica invece risponde a un'esigenza turistica che può essere tuttavia non necessariamente una esigenza di periodo breve, perché basta pensare alla locazione degli appartamenti nelle località di montagna e di mare che si possono affittare anche per lunghi periodi, non necessariamente solo per pochi giorni. Pensiamo a chi affitta la casa al mare per una stagione. E però quelle che pesano anche numericamente nelle nostre città e nelle città d'arte in tutta Italia, ma anche in tutto il mondo, sono le locazioni turistiche brevi, cioè quelle locazioni per tipologia contrattuale che ha lo scopo di soddisfare un'esigenza turistica, ma su brevissimi periodi, che normativamente sono fissati al massimo entro 30 giorni. Superati i 30 giorni non è più una locazione breve. Quindi abbiamo locazioni turistiche che comporta l'applicazione di norme del codice civile ovviamente semplificate rispetto alla locazione residenziale che ha delle tutele maggiori, e locazioni brevi che sono quelle appunto al di sotto dei 30 giorni. La proposta guarda a questo settore specifico, quello delle locazioni turistiche e brevi. A questo punto, questo genere di tipologia di contratto col quale si dà ai turisti una casa è in genere quella più pubblicizzata su Airbnb, cioè sulla piattaforma di cui dicevamo. Ovviamente il fatto che Airbnb abbia all'interno del nome B&B induce spesso in errore l'osservatore che non sia attento, perché il B&B, quello che viene pubblicizzato su Airbnb, cioè prevalentemente locazioni turistiche brevi, non sono B&B, perché il B&B, il bed and breakfast, nelle diverse normative regionali, compresa quella della Regione Veneto, non è un semplice appartamento dato in locazione turistica breve, ma è una struttura ricettiva vera e propria, con una sua legislazione specifica dettata a livello regionale. B&B è quella struttura per cui si offre la colazione, tra le altre cose, e si prevede la residenza del gestore quantomeno nel periodo in cui sono presenti gli ospiti. In genere questo bed and breakfast non è quindi un Airbnb, perché generalmente un annuncio, un locale che è pubblicizzato su Airbnb è in realtà una locazione breve, anche se, giusto per complicare un po' il quadro, Airbnb ha cominciato anche a offrire sulla propria piattaforma non solo locazioni turistiche, ma anche tutta una serie di altre attività di strutture ricettive extra-alberghiere. Chiarito questo brevissimo glossario, possiamo andare avanti. Non vedo però, non so se si vede l'immagine. No, Giacomo. Si vede l'immagine? No. Allora, l'immagine sostanzialmente, vi dico i numeri, purtroppo non compare, ma la potete trovare
sul sito di Occio, che vi darò più tardi. Io volevo solo, in queste due slide che purtroppo non si possono vedere, volevo solo darvi un po' il contesto, i numeri veneziani. Si tratta di numeri che sono numeri ufficiali, cioè numeri su cui abbiamo lavorato, non sono delle proiezioni, delle stime non suffragate da numeri, da dati reali, ma sono i numeri dati dal Comune di Venezia. E concentrandoci sulla città storica, diciamo il pesce che troviamo nella bella locandina dell'evento di oggi, possiamo dire che a fronte di grosso modo 50.000 residenti abbiamo altrettanti posti letto nelle strutture ricettive, alberghiere, extra alberghiere e comprensive degli appartamenti offerti in locazione turistica breve su Airbnb e sulle altre piattaforme simili. Quindi abbiamo un'equivalenza tra residenti e posti letto turistici, ma se poi andiamo a vedere più in dettaglio nei posti letto turistici, scopriamo che i posti letto nelle locazioni turistiche brevi sono addirittura più di 20.000. Più di 20.000 sempre nella città storica. Questo mi dimostra sostanzialmente che c'è innanzitutto un rapporto del 40% tra posti letto in locazioni turistiche brevi e residenti, ma soprattutto mi dimostra che quei 20.000 posti letto non sono in strutture alberghiere o extra alberghiere ricettive disciplinate dalla legge regionale, ma sono all'interno di semplici case che sono state abitazioni, appartamenti o interi palazzi che sono state semplicemente spostate dal mercato residenziale, diciamo, per i residenti e sono state spostate sul mercato turistico. La seconda immagine doveva mostrarvi un po' la distribuzione di queste locazioni brevi e dei posti letto nelle strutture turistiche in rapporto agli abitanti sul territorio comunale. Ovviamente la concentrazione è tutta pressoché totalmente nella città storica, con alcuni sestieri che sono particolarmente interessati da questo fenomeno, in particolar modo San Marco. Ma adesso questo lo potrete vedere sul sito di Occio, mi dispiace che non si vedano queste email, però veniamo al punto del contesto normativo. Allora, innanzitutto c'è la questione della piattaforma. La piattaforma Airbnb, che è sostanzialmente quella che controlla i dati, ha degli strumenti maggiori per gestire quanto avviene sulla propria infrastruttura, ma al tempo stesso ricade al di fuori delle possibilità dell'Italia, del legislatore italiano e ovviamente a maggior ragione del legislatore regionale o del regolatore comunale. Perché? Per quale motivo non possiamo arrivare alla piattaforma per regolare queste locazioni turistiche brevi? Perché una piattaforma come Airbnb è una piattaforma che rende un servizio cosiddetto della società dell'informazione, ricade quindi al di sotto, nell'ambito della direttiva 2031 della Comunità Europea, e quindi è di pertinenza dell'Unione Europea come regolazione. E questo l'ha chiarito una sentenza anche piuttosto recente della Corte di Giustizia, questa sentenza Airbnb Ireland del 2019. Quindi tutto l'aspetto che concerne i servizi della piattaforma e la piattaforma di per sé è al di fuori dello spazio d'azione italiano, diciamo. Invece, e questo ce lo dice invece la sentenza Cali Apartments dell'anno successivo, di fine 2020, invece per quanto riguarda lo specifico servizio di locazione turistica breve, bene, quel servizio è sì regolato da un lato dalla direttiva servizi dell'Unione Europea, ma al tempo stesso ci sono ampi margini di intervento
per gli Stati membri, e in quel caso specifico il margine di intervento riconosciuto allo Stato membro, in quel caso era la Francia, era direttamente collegato alla necessità di tutelare la residenza e il mercato residenziale. Quindi questa sentenza per noi è molto importante, perché ci dà l'aggancio per dire come Italia, come Stato italiano, possiamo intervenire sulle locazioni turistiche, perché quell'intervento è giustificato dalla necessità di tutelare la residenza. Però poi, una volta che abbiamo capito che si può intervenire, bisogna un po' capire chi può intervenire in Italia. E qui vedo che ancora manca purtroppo l'immagine. No, i numeri li vediamo, Giacomo. Sì, pazienza per l'immagine. L'importante è capire che dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, che è approvata nel 2001 e che doveva sostanzialmente federalizzare un po' il sistema italiano, la competenza in materia turistica è passata da essere una materia concorrente Stato-Regioni ad essere una materia residuale, cioè che cade completamente nella competenza delle regioni, articolo 117,4. Se andate a leggerlo non troverete mai il turismo, è una questione interpretativa, prima era espresso, una volta che è stato cancellato vuol dire che ritornava alle regioni. Nell'immagine io avevo messo un piccolo puzzle con delle tessere del puzzle che si toglievano. Per quale motivo? Perché se è vero che il turismo è stato assegnato completamente alla competenza regionale, in realtà tutta una serie di materie che sono invece attribuite alla competenza esclusiva statale, quindi solo allo Stato, o concorrente, quindi quelle materie in cui lo Stato deve dettare i principi e poi le regioni possono adottare una disciplina di dettaglio. Ebbene, ci sono tutta una serie di materie che intersecano il turismo, si inseriscono nel turismo e vanno a togliere un po' di tesserine, quelle del puzzle, dalle regioni che non possono intervenire. E queste materie, pensiamo alle professioni legali, all'ordinamento delle professioni, ad esempio pensiamo alla guida turistica che ricade in questo settore. I principi devono essere dettati dallo Stato, mentre il dettaglio dovrebbe essere deciso, diciamo, dalle regioni, ed è già una tessera che viene via, ma poi una tessera molto importante che porta via una parte consistente di quello che potrebbe ipoteticamente ricadere nel turismo è quella dell'ordinamento civile. L'ordinamento civile, che avendo a che fare anche con i contratti, si sottrae alla competenza regionale anche la questione della disciplina delle locazioni turistiche brevi. Di conseguenza questo è il quadro del normativo attuale. Innanzitutto abbiamo un piccolo intervento delle regioni, piccolo perché appunto diventa quasi un intervento interstiziale, si sviluppa negli spazi lasciati liberi dalle competenze che sono statali. Quindi, per quanto riguarda le locazioni turistiche, le regioni sono riuscite a intervenire solo per gli aspetti turistici della locazione turistica. E mi spiego meglio, cioè, mentre tutti gli aspetti contrattuali, quelli diciamo di diritto civile e privato, li ha mantenuti lo Stato, gli aspetti turistici che concernono il controllo su questa attività di ricettiva e la valutazione dei flussi, vedere se rispettano tutte le prescrizioni amministrative, bene, quello può essere disciplinato dalle regioni. Così cosa hanno fatto le regioni? Hanno fatto l'unica cosa che potevano fare, bene o male tutte con lo stesso canovaccio, hanno adottato dei codici identificativi che devono essere utilizzati anche dalle locazioni turistiche nella loro offerta, tanto
in loco, avete visto in giro per Venezia le targhette con i codici della locazione turistica, ma anche teoricamente sui portali, anche se non è sempre così rispettato questo aspetto, ma non si possono spingere molto, molto in là, e soprattutto non si possono spingere al punto da arrivare a toccare gli aspetti civilistici del contratto, e quindi non possono mettere dei paletti per bloccare la diffusione o la conclusione di contratti di questo tipo. Fanno solo l'aspetto del controllo, fatto appunto con i codici identificativi. Lo Stato, dal canto suo, che avrebbe la competenza per intervenire, finora in realtà, nonostante si dica che c'è un'iperregolamentazione da parte dello Stato, per quanto riguarda le locazioni turistiche, questo non c'è stato, anzi diciamo che l'attenzione dello Stato è stata rivolta pressoché esclusivamente agli aspetti fiscali, perché al tempo in cui è stato adottato questo DL 50 del 2017 c'era la necessità di far emergere proprio il nero che si riteneva particolarmente diffuso nel settore, e per questo motivo non solo si è cercato di responsabilizzare le piattaforme, ma lì non è andata bene perché c'è un contenzioso aperto da anni con appunto Airbnb per il prelievo di alcuni della cedolare secca, ma poi si è appunto introdotta anche la cedolare secca al 21%, che dovrebbe incentivare chi fa questa attività di locazione turistica a venire alla luce. Sostanzialmente questa era l'idea di fondo di quel decreto legge, però non si è andato molto lontani. Diciamo che adesso lo Stato è riuscito a creare una specie di database nazionale in cui dovrebbero confluire anche i codici identificativi regionali, ma per ora questo non è partito. C'è stata l'estensione anche alle locazioni turistiche delle comunicazioni per quanto riguarda la questura, cioè degli ospiti presenti delle generalità. C'è un portale che si chiama Alloggiati Web, ma poco altro. Per quanto invece riguarda i comuni sono sostanzialmente privi di strumenti, cioè possono cercare con le poche leve fiscali di cui dispongono di incentivare o disincentivare queste locazioni turistiche, ad esempio bilanciando l'imposta di soggiorno. C'è qualcuno che ha provato a alzare la Tari e così via. A Venezia si è cercato con un meccanismo un po' complicato di utilizzare il regolamento urbanistico edilizio per mettere qualche paletto alla diffusione di queste locazioni turistiche brevi. Lo saprete, l'avrete sentito, la questione della necessità di adottare le fosse settiche per questo genere, per quelle abitazioni che vogliono essere messe in locazione turistica, ma che in realtà era una deroga alla deroga prevista per le case alla necessità di adottare appunto delle fosse settiche. Ma diciamocelo chiaramente, tanto le regioni e i comuni non hanno le capacità, non hanno gli strumenti, lo Stato non ha approvato alcunché che possa governare questo fenomeno, quindi al momento manca uno strumento per governare il fenomeno, per gestirlo, per farlo crescere, contemperando le esigenze di quanti vogliono naturalmente dare la propria abitazione in locazione turistica, ma anche tanti altri interessi che hanno uguale valore e anche riconoscimento di rilievo costituzionale, quale ad esempio appunto la residenzialità, il diritto all'abitare, e che devono essere che deve essere che devono essere gli attori pubblici a contemperare, a bilanciare. Da qui quindi l'idea della proposta di legge. Purtroppo anche qua mancano le immagini. C'era la locandina del film, ma qui mi ha tolto un po', mi ha sgravato il lavoro Andrea Segre, che ha spiegato un po' qual è stato tutto il percorso, e siamo arrivati finalmente alla proposta. Una proposta che è naturalmente aperta alle osservazioni di tutti, mantenendo la struttura di fondo, che è una proposta esito di un percorso civico e partecipato, ma è una proposta soprattutto che, come dicevo
cercavo di dire prima, non è una proposta che vuole colpire un settore, non è una proposta che vuole andare contro qualcuno, ma è una proposta che vuole dare strumenti per governare un fenomeno in modo facendo un esercizio di equilibrio, di bilanciamento tra interessi contrapposti. Quindi abbiamo detto manca uno strumento. Noi con questa proposta vorremmo dare questo strumento e lo vorremmo dare ai comuni, i comuni sono l'ente che dovrebbe essere posto nella posizione migliore per cogliere le esigenze, le peculiarità, le differenze che caratterizzano le singole città e i singoli territori. Qual è questo strumento che noi pensiamo di dare ai comuni? Lo strumento è quello di una soglia massima da decidersi appunto su base comunale da porre per gli immobili che possono essere dati in locazione breve. Come si definisce questa soglia? Perché ovviamente bisogna porre dei principi a cui poi i comuni si dovranno conformare. La soglia non viene definita così casualmente, ma si definisce sulla base del rapporto tra i posti letto negli immobili offerti in locazione turistica breve, quindi il complesso dei posti letto che sarebbe un numero che dovrebbe fotografare in modo abbastanza plastico anche il numero dei posti letto sottratti ipoteticamente ai residenti, quindi posti letto in locazione breve e i residenti attuali del comune. Questo strumento però non viene consegnato a tutti i comuni, ma viene consegnato solo a quei comuni che sono definiti ad alta tensione abitativa. Cioè sono quei comuni per cui scusate, normativamente viene riconosciuta l'esistenza di un particolare disagio abitativo. Si tratta naturalmente di tutte le principali città italiane, dei capoluoghi di provincia e di una serie di comuni che sono individuati dal CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. In questi comuni ci sarà quindi una soglia definita sulla base del rapporto tra posti letto in locazione breve e residenti attuali, che il comune dovrà fissare dovrà attestarsi tra un 10% e un 20%. Quindi non si scenderà sotto il 10%, fino al 10% ci sarà, non si potrà scendere, cioè bisognerà lasciare un numero di locazioni turistiche che si ritiene tutto sommato sostenibile. Il 10% è un po' ispirato dal contesto di Barcellona di cui si è parlato questa mattina. Poi raddoppiato il 20% invece si va proprio a una soglia che diventa insostenibile di rapporto tra posti letto in locazione turistica e residenti e di una pressione che diventa veramente difficile da gestire sul mercato residenziale. Quindi abbiamo questo strumento che è la soglia, definita su base comunale nei comuni ad alta tensione abitativa tra 10 e 20%, soglia che però nei comuni più grandi, e visto che siamo a Venezia, direi in particolar modo a Venezia, può essere calibrata su singole zone. Singole zone perché se ad esempio noi applicassimo questa soglia, anche quella minima del 10% su base comunale, avremmo un'ineffettività, un'inefficacia, sarebbe troppo diluita questo strumento. Invece dividendo per zone, dato che la concentrazione delle locazioni turistiche è piuttosto disomogenea nei comuni, tende a concentrarsi nei centri storici attorno alle attrazioni turistiche, bene, diamo anche la possibilità ai comuni di fissare la soglia sulla base di zone che vengono definite dai comuni e nel scegliere in queste zone a che punto attestare questa soglia, se più vicina al 10% o più verso il 20%, diciamo che i comuni possono anche tenere conto di tutta una serie di altri fattori che dovrebbero contemplare anche altri interessi. Ad esempio, se in una zona c'è una fortissima presenza di strutture ricettive, siano alberghiere o ex alberghiere, forse è il caso di abbassare un po' la soglia per le locazioni brevi,
Se una zona è particolarmente pregiata dal punto di vista del patrimonio storico-artistico, forse anche in quel caso bisogna evitare che diventi eccessivamente turisticizzata e così via. Ovviamente questa proposta e tutta una serie di schede esplicative le potete tuttora leggere sul sito altatensioneabitativa.it, di cui dopo vi do il link. Ovviamente se mettiamo una soglia su base comunale o su base di zone, vuol dire ridurre la disponibilità di immobili che possono essere dati in locazione breve. Questo implica per il comune la necessità di dare delle autorizzazioni per esercitare questa attività, perché ovviamente non si può scegliere una volta per tutti chi sta già facendo questa attività la potrà continuare a fare, perché si pongono dei problemi di equità e di non discriminazione con chi invece vorrebbe farlo un domani e non lo può fare adesso. Di conseguenza si tratta appunto, dicevo, di dare queste autorizzazioni che noi vorremmo che il comune assegnasse, e per questo mettiamo dei principi cui il comune si dovrà conformare, preferendo i piccoli proprietari, perché abbiamo pensato di valorizzare più che l'aspetto imprenditoriale o di rendita, diciamo, della locazione breve, l'aspetto di integrazione al reddito, quindi una dimensione sociale che può assumere la locazione breve in determinati contesti. E questa dimensione sociale la si trova nei piccoli proprietari, non certo nelle grandi società o nei grandi proprietari che hanno centinaia, decine di alloggi. Quindi ci sono questi principi di massima distribuzione, che si cerca di rispondere a quante più richieste di autorizzazione possibile, favorendo, diciamo, dando l'autorizzazione a quanti più richiedenti possibili. L'autorizzazione sarà temporanea, con una durata di 5 anni, che dovrebbe consentire tanto di rientrare un po' dell'investimento, ma anche a chi non dovesse essere favorito dall'autorizzazione, non dovesse ottenere l'autorizzazione, di affittare magari con canone concordato, dato che nei comuni ad alta tensione abitativa c'è proprio un beneficio fiscale molto significativo, c'è il 10% di cedolare secca, e contratti appunto hanno una durata di 5 anni, 3+2. Poi abbiamo aggiunto questo principio di rotazione, perciò chi è già stato autorizzato al prossimo giro viene posposto e viene favorito chi non è stato autorizzato precedentemente. Poi c'è la possibilità nei contesti di maggiore tensione di introdurre una regola, un proprietario un'autorizzazione, cioè chi ha un'abitazione potrà avere una singola autorizzazione, non potrà avere tante autorizzazioni quante case ha. E questo dovrebbe ovviamente a maggior ragione fare il gioco dei piccoli proprietari. In tutto questo abbiamo, sempre in un esercizio mi pare di bilanciamento con gli interessi contrapposti che ci sono in quest'ambito, abbiamo cercato di escludere tutte quelle attività che, pur rientrando in locazione breve, non incidono negativamente sulla residenzialità. Così abbiamo pensato che la casa di residenza, cioè dove la persona proprietario vive, può essere affittata senza necessità di autorizzazione, attenzione, senza necessità di autorizzazione per brevi periodi che vanno tra 60 e i 120 giorni, e neppure richiede l'autorizzazione, quindi esce da questo meccanismo di vincoli la singola stanza in una casa di residenza. Si tratta sostanzialmente di quella che è la cosiddetta sharing economy delle origini, che ovviamente essendo legata alla casa di residenza non viene a togliere uno spazio ai residenti, ma diciamo che può essere addirittura uno strumento per consentire una piccola integrazione al reddito, magari di pagare il mutuo o l'affitto. Ecco, questa è la proposta. L'ho fatta l'ho un po' semplificato i passaggi. Volendo leggerla, la potete leggere sul sito altatensioneabitativa.it, in cui c'è appunto il testo della proposta e una serie di materiali. Vi invito a seguirci anche su Facebook, perché anche lì teniamo traccia dei vari appuntamenti in cui presentiamo questa proposta. Naturalmente, per chi non lo conoscesse, ma spero a Venezia almeno
sia conosciuto il sito di Ocio, e siamo anche su Facebook e Instagram. Vi rimando lì ovviamente per purtroppo le immagini che non si sono potute vedere, e mi sono permesso di aggiungere anche la mia pagina su Accademia, dove ci sono gli aspetti, alcune pubblicazioni di carattere naturalmente più giuridico, ma che possono servire a chi volesse per approfondire il tema. Grazie davvero per avermi seguito e scusate se ho sforato un poco. Grazie. Grazie Giacomo, intanto per la chiarezza e anche per come hai esposto appunto questo progetto, come hai detto partecipato, visto che in tanti hanno contribuito poi alla stesura della proposta. E grazie anche per aver detto che naturalmente è una proposta che come tale è aperta all'ascolto, insomma, no? E quindi è in continua proposta in città, e con Andrea prima si ricordava l'appuntamento del 1° aprile a Rialto. A questo punto io chiedo a Giacomo e a Roberta, a Claudio di rimanere in collegamento per eventuali risposte a domande in sala. Apriamo il microfono agli interventi. Io direi di darci così più o meno un 20 minuti, mezz'ora per chiudere, anche perché poi ci sarà la mia relazione che dura sui 2-3 ore, quindi insomma sarà bene. Ecco, io ho già degli interventi prenotati. Mi lasciate qua da solo, sì. Allora, sì, allora c'è Ruggero Tallon del Comitato No Grandi Navi, poi c'è il signore che ha chiesto, giusto? E poi c'è Giacomo Salerno. Questi sono i 3 primi interventi. Grazie, cercherò di essere il più breve possibile. Tra l'altro io dovrò scappare subito dopo questo intervento, mi scuso, è una cosa bruttissima, ma impegni lavorativi mi chiamano. Dunque, sì, io parlo a nome del Comitato No Grandi Navi che... Ok, forse ho rotto il microfono, no? Parlo a nome del Comitato No Grandi Navi che, come dire, volendo fare una battuta, una sua soluzione ai problemi del turismo in questa città, intanto ha provato a darla, no? Dopo giusto un decennio di lotte contro l'entratura di questi giganti nella nostra laguna, abbiamo fermato intanto l'ingresso di queste grandi navi intanto nel canale della Giudecca, e aperto, che è la cosa poi, è il tesoro più importante del comitato, ha aperto un vero dibattito serio che prima di noi nessuno si era posto sulla compatibilità di queste navi, su la possibilità che queste navi possano continuare a entrare nella laguna o meno. Poi non andrò sui trascorsi e neanche sulle cronache del presente per quanto riguarda le navi. Sappiamo tutti che il dibattito è ancora aperto, dei punti sono stati segnati, le vittorie non sono mai definitive ma sono sempre da conquistare e mantenere. Il comitato non è mai stato contro il turismo, ha sempre voluto puntare il dito un po' su un aspetto di questo problema che le navi costituiscono, ma non ha mai visto il turismo come un problema. Ha sempre pensato che appunto andasse in qualche modo misurato rispetto a quella che è la città e la vita di tutte e tutti noi. Io ho apprezzato molto il titolo di questo dibattito, quale turismo post pandemia, lo rovescerei quasi, no? Cioè, quale città post pandemia? Cioè, per arrivare a una risposta a una domanda del genere, cioè quale turismo possibile dopo la pandemia, bisogna sostituire la parola turismo, sostituendola, collegarla a tutte le parole che col turismo hanno a che fare, anche perché se no si rischia un po', no, di
arrivare a quello che interventi prima di me hanno spiegato perfettamente, cioè si arriva semplicemente ad attaccare il turismo o attaccare i turisti, ancora peggio, che non è quello il punto, no? Non è quello il problema. Parlare di turismo vuol dire, mi sembra chiaro anche dagli interventi stamattina, parlare prima di tutto di casa. Ogni volta che dentro una casa c'è un abitante, invece che esserci un turista, è spazio sottratto, no? A un turismo selvaggio, a un tassello in più perso in questa città, e invece ci abbiamo guadagnato qualcosa. Ogni volta che c'è un residente in più invece che un turista in più, vuol dire una richiesta in più di servizi, vuol dire un'economia che gira di più in un certo modo piuttosto che in un'altra, vuol dire avere un pezzo in più di città vera. Su questo ho apprezzato molto l'intervento, i numeri offerti dalla professoressa Fregolent, che sono sempre molto interessanti. Dico solo, è necessario non solo aprire e assegnare le case, che ce ne sono a centinaia, forse a migliaia, vuote, abbandonate, è necessario rinnovare i bandi, perché non siamo più negli anni 70, quindi le persone che hanno bisogno di casa non sono più gli operai disoccupati, no, cioè anche i bandi sono ormai vecchi, ci parlano di una classe sociale povera che non è che non esiste più, ma non esiste più solo quella, ok? E soprattutto vuol dire parlare di giovani. Dissento un po' rispetto agli interventi precedenti. Sì, le residenze universitarie forse sono una bella idea, sarebbe interessante aprire un dibattito su quanto l'abitare nelle residenze sia un abitare alienante o un abitare utile in un tessuto cittadino, ma diamo le case a questi giovani, cioè decidiamo che il modo per ripopolare questa città è ripartire da chi come me ha appena finito l'università e vuole, io poi sono nato qua, vuole rimanere a vivere qua. Diamo le case, noi non abbiamo bisogno di tanto altro, abbiamo bisogno di avere una casa in cui vivere. Vi assicuro da studente universitario appena uscito che se ci date una casa in questa città tutti ci vogliono rimanere. È molto semplice il discorso, riconosciamo definitivamente come cittadini le persone che studiano in questa città, invece che semplicemente succhiargli i soldi con residenze da 600 euro per un posto in singola. Cerco di chiudere, scusate, non voglio rubare troppo tempo. Vuol dire parlare di turismo, vuol dire parlare di lavoro. Abbiamo un sindaco che parla sempre e solo di lavoro, singolare, maschile. Esiste il lavoro, che poi è il suo. Adesso si prende pure i soldi del PNRR per portare avanti il suo lavoro, cioè fare una città dello sport, di cemento in terraferma. Noi dovremmo cominciare a parlare di lavori. Prima c'era il presidente del Confartigianato, siamo passati 10 minuti a fare delle chiacchiere fra di noi, finito qui, perché questi sono i lavori di cui ha bisogno la nostra città, lavori di prossimità. Ha bisogno di lanciare un tessuto sociale che sia capace di non parlare più solo di monocultura turistica e quindi di monocultura lavorativa, ma che sia capace di parlare di una pluralità di lavori, di una pluralità di esperienze che stanno in questa città. Questo è fondamentale, perché se lavoriamo di solo turismo, poi di solo turismo inevitabilmente, l'abbiamo visto, non ne usciamo e non possiamo tutte e tutti vivere, a partire dagli studenti che sono il futuro di questa città. Provo a chiudere. Parlare di turismo vuol dire parlare di un modo diverso di vedere tutta la città. Vuol dire andare a parlare inevitabilmente di salute, perché la piega di monocultura turistica che ha preso questa città ci porta a vedere episodi come quello dell'ex ospedale al mare al Lido, episodi come quello del Justinian. Oggi c'era un presidio alle 2 per il Justinian chiamato dai movimenti per la sanità, perché vogliono smantellare anche quello. Vuol dire parlare di ambiente, come l'ENAVI ha dimostrato, vuol dire parlare di una città diversa. Per questo chiedersi quale turismo post pandemia vuol dire chiedersi quale città post pandemia. L'unica cosa che dico è: rovesciamo il discorso. Si diceva prima, io sono molto d'accordo, bisogna trovare, l'hanno detto tanti interventi, dei punti in comune, bisogna sedersi come fanno a Barcellona tutti intorno a un tavolo e parlare. Io dico solo una cosa: se partiamo a parlare dal turismo o dal turismo o dal turista, litighiamo, cioè, ma sono il primo a litigare. Su il numero chiuso sì, il numero chiuso no, litighiamo. Sui tornelli litighiamo. Non c'è verso, questa è la verità. I tornelli io sono pronto a smontarlo, l'abbiamo dichiarato come comitato che andiamo a smontarli, l'abbiamo anche già fatto. I tornelli non sono la soluzione, non c'è trucco, non c'è inganno, così come sui numeri primi, sui numeri chiusi, così come su quanto vogliamo bloccare le case, eccetera eccetera.
su quello non ne usciamo, partiamo da noi invece che partire dai turisti, da quello bisogna mettere al centro, non bisogna più mettere al centro il turismo, i turisti, la città per i turisti come la disegniamo, dobbiamo partire da come disegniamo la città per noi. Un tentativo, un inizio c'è stato, mi sembra che oggi sia una cosa interessante, mi sembra che il 19 a Rialto a un'assemblea indetta al Comitato Grandi Navi da Quartieri in Movimento c'erano più di 300 persone e non abbiamo parlato di navi, ci abbiamo parlato una volta di navi, chi c'era lo sa, hanno parlato artigiani, hanno parlato i lavoratori della Fincantieri, hanno parlato le persone che si occupano di casa, c'era una città vera. Andiamo avanti su queste cose qua, continuiamo a parlarci sulla città, parliamo di cittadini, parliamo di noi. Il 19 è stato un inizio, momenti come questi sono preziosi, continuiamo, tutti continuiamo a dirci bisogna fare rete, perfetto, facciamolo. Cioè la proposta che viene fuori dal 19 è questa, mettiamo a disposizione gli strumenti del comitato per farlo e vogliamo parlare con tutti, vogliamo parlare con i comitati, con l'associazione, con i movimenti sociali, ma vogliamo parlare anche con le categorie, con i pezzi sani di un'università che è sempre meno sana, fatemelo dire, con tutto quello che si muove in città. Se partiamo da queste cose qua, secondo me una città post pandemia e un turismo post pandemia riusciamo anche a disegnarlo, se no non ce la facciamo. Grazie. Grazie Ruggero. E, c'era il signore qui che voleva intervenire, giusto? Franco? Lei mi aveva chiesto di intervenire. Il signore è Claudio Sensini. Claudio Sensini. Sei nella penombra. Nella penombra. Va bene, allora, grazie intanto. Abbiamo visto che Amsterdam è una città dalle 1000 possibilità e quindi può dare lavoro sia a chi lavora nel turismo sia a chi lavora in altre attività. Ma questo non è il caso di Venezia, dove è rimasto ormai solo il turismo come unica alternativa lavorativa. Non solo Venezia, ma addirittura il turismo è la principale industria del Veneto, come ripete come un ritornello Zaia in ogni occasione possibile. Quindi forse la prospettiva di Barcellona è più semplice, ma fino a un certo punto. Non dimentichiamoci che Barcellona è a centro di una regione autonoma con grandi autonomie. Neanche l'Alto Adige ha l'autonomia che ha la Catalogna in Spagna. E nonostante questo spinge per addirittura una separazione. Per cui noi non abbiamo, i comuni italiani, le regioni italiane non hanno questi poteri. I poteri spettano solo allo Stato e non possiamo mettere imposte aggiuntive, non possiamo mettere importi di multe per chi trasgredisce. L'unica possibilità mi pare sia il discorso della legge speciale. La legge speciale non deve essere solo un provvedimento finanziario, ma deve essere anche la possibilità di dare in determinate situazioni, magari non solo a Venezia, ma la legge speciale per Venezia, alcune possibilità ulteriori che in altre situazioni non ci sono. Altrimenti purtroppo siamo bloccati, perché anche questa legge, che può piacere o meno, non avrà un fine. Oltre al fatto che siamo a fine legislatura e quindi resterà lettera morta sicuramente, ma non avrà un fine perché è una legge tra l'altro che ripristina dei concetti superati. Ricorda molto la legge sul commercio agli anni 70, dove c'erano superfici minime e superfici massime. È stata impallinata da tutte le parti finché alla fine hanno deciso addirittura di abrogarla, perché non aveva più senso. E lo stesso su questa situazione. Penso che ci sarà una maggioranza trasversale che la boccerà, sempre che riuscisse ad andare in aula, cosa che non credo, perché secondo me si fermerà in commissione, anche se verrà riproposta nella prossima legislatura. Quindi bisogna stare attenti e lavorare con le norme che ci sono adesso, perché su quelle bisogna lavorare. Le norme ci sono, anche se Biraco ci diceva che i provvedimenti di Firenze sono stati un po' impallinati, si può correggere il tiro e riprovare. La tutela dei locali storici, per esempio, deve essere fatta e qua la giunta attuale non ha nessuna intenzione di farla. La tutela anche di alcune
tipicità del territorio, vincolando i locali. Bisogna vincolare i locali alle tipologie esercitate, senza aver paura di farlo, ma purtroppo non l'ha voluto fare nessuno, perché su questo temono di perdere le elezioni. Quindi è un ragionamento da fare. Certo, bisognerà predisporre un progetto che sia un progetto condivisibile e sostenibile, cosa non facile da fare, perché, come diceva prima Tallon, si trova sempre quelli che sono contro e non si riesce, però cercare di chiedere al comune di costituire la consulta, la vedo dura ma si può provare, può essere anche una cosa positiva per poi redigere qualcosa. Certo, dopo ci vuole un'amministrazione che sia sensibile a questo, cosa che questa amministrazione non fa assolutamente. Loro sono ancora con la prima dichiarazione di Brugnaro, appena eletto nel 2015, più turisti che se, meglio se. Quindi questa è la situazione. Grazie. Grazie a Claudio Sensini. Giacomo Salerno, grazie. Dal palco. Volevo provare a dire due cose, alcune sono già state dette da alcuni interventi che mi hanno preceduto, quello di Ruggero, quindi non sarò lungo, però volevo provare anche un po' a raccordare il dibattito che abbiamo avuto questa mattina con quello di oggi pomeriggio. Credo che una delle cose più interessanti che è emersa anche dal contributo di Aina Pedret, che ringrazio, è non tanto raccontare le misure specifiche, certamente interessanti, che ha adottato la Giunta a Barcellona, quanto raccontarci anche di come metodologicamente in qualche modo hanno affrontato il problema. Cioè, invece di parlare appunto di come gestire questo o quel segmento dell'industria turistica, si sono resi conto che il problema delle politiche è quello di gestire un organismo che è la città turistica, la città in qualche modo turistificata, e a partire dal dato di fatto che le città accolgono appunto popolazioni urbane mobili, transitanti a più o meno rapide nel loro avvicendarsi, ma che hanno sul loro territorio una quantità di turisti estremamente significativa che le consumano. Nonostante questo si sono messi a progettare politiche per la città, ossia non politiche per la resilienza dell'industria turistica come ci raccontava Paolo Russo, ma politiche per costruire una città che sapesse reggere questo livello di pressione. Un'altra cosa che veniva detta questa mattina è che non c'è più, dopo la fine di un certo modello di intendere la nostra città, non c'è un'idea di sviluppo per questa città. Io temo, connesso a quello che dicevo prima, che non sia così vero, perché anche molte cose che abbiamo discusso nel pomeriggio ho paura ogni tanto che ci portino a una concezione di città che prevede che il nostro organismo urbano è differenziato nelle sue funzioni tra un centro storico, chiamiamolo centro storico, tra una città storica che è comunque destinata esclusivamente a un certo tipo di clientela, di fruitori, sia dal punto di vista del settore del commercio che dal punto di vista di chi occupa banalmente i posti letto di questa città. E invece dovremo in qualche modo fare uno sforzo per ripensare le funzioni della residenza in città in maniera importante e non dare un po', come dire, per persa, come paventava De Checchi di Confartigianato questa mattina, la possibilità che questa articolazione di una città metropolitana complessa sia comunque una città in cui si può vivere e non solo da attraversare in quel modo. Questa era una cosa di ordine generale. La seconda che volevo dire, non so se adesso Claudio si riferiva alla proposta di legge di cui parlava Giacomo Menegus. Io anche faccio parte di OCIO, con le altre associazioni abbiamo elaborato questa proposta per provare anche un po' a uscire da un impasse, no? Che è sempre il tema dell'uovo, è nato prima l'uovo o la gallina, il problema del lavoro o il problema della casa, che è un circolo vizioso attorno a cui il dibattito sul turismo a Venezia in qualche modo si incarta da anni. E abbiamo provato a dire: iniziamo ad aggredire la questione da un punto di partenza. Sappiamo, perché ci sono studi e ricerche che lo dimostrano, che le possibilità che danno le piattaforme di estrarre rendita dalla mercificazione dell'abitare e il loro regalarle in qualche modo al mercato del
dell'accoglienza turistica è un problema inaggirabile. Noi abbiamo pensato certamente non a una legge contro il turismo, ma abbiamo sì pensato a fornire agli enti locali degli strumenti per arginare un tipo di estrazione di valore da parte dell'industria turistica su un terreno direttamente concorrente con la possibilità di vita della città, che è appunto il diritto a rivolgersi a un mercato della casa meno drogato di quello in cui ci troviamo, e l'abbiamo pensato come prima occasione di innescare poi una serie di cambiamenti. Ovvio che il rapporto tra città e turismo è fatto di tante altre cose, sono state citate le questioni della casa pubblica, le questioni del lavoro, eccetera, però occorre partire in qualche modo da qualcosa, se si ha una visione di città che non è solo destinata a questo tipo di fruizione. Quello ci sembrava una cosa lampante, specie perché non si tratta di tornare alle regolazioni degli anni 70, ma si tratta di affrontare le regolamentazioni del futuro. L'Italia è l'unico paese che non permette di regolamentare questo fenomeno e non dà gli strumenti in mano agli enti locali per poter intervenire. Poi starà, diciamo, alla politica locale la capacità di riuscire a utilizzarli, però ci sembra fondamentale cominciare a restituire perlomeno la possibilità che la casa torni ad assumere una funzione di casa e non di albergo diffuso, proprio per dare una possibilità alla città di avere una pluralità di funzioni e di uscire in qualche modo dalla monocoltura. Grazie. Grazie Giacomo, assolutamente d'accordo. Paolo Russo, grazie, così. Intervento lampo, credo che abbiamo sviscerato oggi tutti i temi anche con un livello di profondità. Credo che abbiamo parlato di tutte le cose importanti oggi. Bene, ci sono state altre 150 milioni di giornate come questa negli ultimi 40 anni, alcune cose ce le stiamo ridicendo da 40 anni, altre sono nuove, ci sono scenari nuovi, iniziative nuove e tutto ciò è molto promettente, come minimo per arrivare a un consenso diffuso su dove aggredire, cominciare ad aggredire la questione. Io credo che quello che stava dicendo Giacomo adesso, sì, il lavoro e la casa si codeterminano, però bisogna cominciare dalla casa. E attraverso una revisione del diritto alla casa a Venezia, fondamentale, si può arrivare ad aprire spazi per un lavoro più qualificato e finirla con il dire Venezia vive di turismo e non potrebbe essere altrimenti. Venezia vive di turismo perché siamo arrivati a questo. Bisogna aprire spazi perché Venezia viva di altre cose e abbia altre forme di vita nella città intorno a questo. Io non sono un grande ammiratore dei progetti di controllo e di gestione della domanda turistica per una questione molto pragmatica. Si è visto che non funzionano laddove si è cercato di implementarli e laddove si sono implementati hanno fatto disastri, perché hanno burocratizzato il fatto di stare in una città. E abbiamo un caso molto chiaro a Barcellona di come abbiamo voluto risolvere una questione molto complessa, che è quella del sovraffollamento di un luogo patrimoniale, il Park Güell di Barcellona, uno dei siti patrimonio dell'umanità, chiudendolo e trasformando in un'attrazione turistica e togliendolo dalla disponibilità di visita della comunità locale che quel luogo ha sempre usato per svolgere la loro vita quotidiana. Se proiettiamo questo a livello di tutta una città è molto pericoloso, vuol dire mettere un cartellino davanti a Venezia dicendo questa è un'attrazione turistica, non è una città, e su questo io ci andrei molto cauto. La regolazione dell'offerta si deve fare e abbiamo sentito molti spunti interessanti oggi, non solo della regolazione della casa ma anche della regolazione del commercio, che sono assolutamente condivisibili per quanto mi riguarda. Però la terza gamba di questo argomento, e credo che sia emerso molto bene oggi, è che ci vuole un piano per la città, ci vuole un piano strategico di ridisegno di quello che Venezia può essere come città e come comunità. E credo che lì qualcuno ha detto oggi, sono 20-25 anni che non si parla di questo, cioè dal piano strategico di D'Agostino non si è fatto più nessuna riflessione sistemica sul futuro produttivo della città,
Ci sono stati tacconi, ci sono state cose che sono cominciate, poi sono finite nel nulla. Questo è un discorso che va ripreso, e se questa amministrazione non ci sta, non ci ascolta, non è in grado di sviluppare un progetto strategico alternativo per la città, bisogna che qualcun altro lo faccia. Io credo che si è dimostrato che più che un esercizio tecnico, un esercizio tecnocratico, sempre di più deve diventare un esercizio comune di coloro che vogliono continuare a vivere in questa città e che si sono movimentati a questo scopo. Grazie ancora Paolo Russo e Marino Chiozotto, e poi Giorgio Leandro con un flash, e poi chiudiamo, poi ci sono altri 2 interventi. Sì, grazie. Allora, il tema è quale turismo dopo la pandemia, ma sotto traccia il problema vero è come salviamo questa città. E quindi le problematiche sono sì legate a come gestire il turismo, ma anche, e secondo me soprattutto, a come riusciamo a riportare residenti in questa città e come creiamo una città che anche dal punto di vista turistico sia attrattiva, perché altrimenti si va a visitare un museo e quindi qualcosa di morto. Quindi a me interessa in questo momento valutare sì il problema di aumentare il numero dei residenti, ma soprattutto evitare che quei pochi che sono rimasti se ne vadano via. Sì, ma siamo purtroppo, io ho già una certa età, spero che tu non me l'abbia augurato. Il problema però è anche questo, perché, e vi dico una cosa che forse chi mi conosce mi avrà già sentito dire in qualche altra occasione. Ebbene, se vi ricordate, 50 anni fa, dal Lido a Piazzale Roma ci si impiegava 22 minuti. Oggi ne occorrono 34 più altri 5 a piedi, perché ti scaricano alla Scomezzera. Ok? Allora mi domando, se in 50 anni la mobilità a favore dei cittadini, anziché essere migliore, diventa peggiore, come possono i cittadini gradire di vivere in questa città, quelli che hanno bisogno di mobilità o hanno bisogno di un posto di lavoro? Vi ricordate quando le Generali, e qui non c'entra Brugnaro, vi ricordate quando c'erano 1100 dipendenti delle Generali in piazza San Marco? E dove abitavano questi? Abitavano gran parte al Lido in centro città. Quando li hanno portate a Mogliano, gli hanno anche offerto di comprare le case vicino a Mogliano. Per non parlare delle banche. Stamattina ho sentito qualcuno che ha detto che, mi pare il presidente degli albergatori, che le banche hanno a Venezia un numero uguale a quello di Milano. Sì, ma andate a vedere chi ci lavora dentro. Vi ricordate quando a Venezia c'erano le banche con 50, 100, 150, addirittura 1000 dipendenti come la Cassa di Risparmio? Oggi le agenzie aperte hanno 2 dipendenti dentro. Quindi può essere che il numero sia alto, ma il totale sarà, secondo me, 100-150 dipendenti. Perfino gli uffici postali, avete visto gli uffici postali, hanno pochissima gente che ci lavora. Quindi è chiaro che mancando i posti di lavoro è evidente che, anche ammesso e non concesso che l'aumento degli abitanti nelle case possa aumentare la residenza, ma se poi non trovano un posto di lavoro e non evitiamo che vengano spostate le sedi dal centro storico alla terraferma, non andiamo da nessuna parte. Ultimo nanetto, stamattina i giornali portano una cosa che mi ha fatto imbestialire, cioè dicono: lo stadio di Venezia
a tessera, cioè noi praticamente andiamo a chiedere 300 e rotti milioni allo Stato col PNRR col nome di Venezia per poi fare gli stadi in terraferma. Io non posso condividere una roba del genere. Grazie Marino. E vai Giorgio col flash. Sì, non ho intervento, solo un flash. Vorrei dire che non dobbiamo più continuare su questo falso problema. Si parla prima della residenza o prima del lavoro. Lavoro e residenza sono le due gambe su cui può camminare una rinascita della città. Quindi devono camminare assieme, non possiamo essere zoppi. Bisogna creare da una parte il lavoro possibile a Venezia, che è nel campo dell'economia immateriale, e adesso non mi dilungo perché se no facciamo tardi, perché solo questa può essere possibile a Venezia, cultura e ricerca e software, solo nell'economia immateriale, perché non abbiamo l'automobile che ci collega con il territorio. E poi bisogna lavorare sulla residenza, perché per pagare un affitto o per comprarci la casa bisogna avere il lavoro. E per avere il lavoro a Venezia è comodo abitare a Venezia, quindi le cose vanno via assieme. Per portare avanti questo discorso, e chiudo, sabato mattina qui io sono venuto perché c'era la presentazione di 3 progetti di legge speciale, Forza Italia, Lega e PD. Nessuno di 3 relatori si è presentato, siamo andati a casa. Questo è come i nostri parlamentari vedono i problemi di Venezia. Bisogna che Venezia bisogna su questo mobilitarsi, abbia uno statuto speciale che riconosca quella specificità che anche stamattina ho cercato di rimarcare quando confrontavo le sanzioni di Amsterdam e di Barcellona con quella di Venezia. Non sono confrontabili, è un'altra cosa, ganz anders come dicono i tedeschi, tutt'altro, è un'altra cosa Venezia, ha bisogno di uno statuto speciale, deve farsi delle regole sue. Grazie Giorgio. Allora io ringrazio prima di tutto il Presidente di Municipalità che è arrivato come promesso e a cui darò la parola fra poco per chiudere l'incontro. Vi avevo promesso una relazione finale di 2 ore, adesso quindi non addormentatevi e preparatevi. Cercherò di essere breve. Allora, però le fila un po' vanno anche tirate di questa cosa che mi è sembrata molto ricca, molto interessante, con spunti che sicuramente devono essere approfonditi. Desidero ringraziarvi tutti perché penso che gli interventi di ognuno e gli scambi di idee che questo convegno ha prodotto siano davvero importanti. Mai come oggi c'è bisogno di confronto di vedute anche diverse, di comprensione reciproca di posizioni per trovare nuove proposte all'interno di una cornice comune. Abbiamo visto come la domanda da cui siamo partiti, quale turismo post-pandemia, riguarda Venezia, ma anche molti altri centri storici o comunità più piccole che sono state via via abbandonate. E abbiamo capito come porti ad una domanda ancora più profonda e generale, e cioè non solo quale turismo, ma quale vita a Venezia come altrove post-pandemia. Bene, provo allora a fare una sintesi delle possibili risposte che sono emerse oggi, che non hanno la pretesa di essere assolute, ma che vogliono segnare la strada da costruire con la più ampia partecipazione possibile. Una delle cose che questi anni di Covid ci hanno insegnato è che c'è bisogno di una diversa politica di gestione del turismo. Perfino nell'analisi introduttiva del progetto di Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, la Regione ha messo nero su bianco che i flussi sono assolutamente incontrollati a Venezia e che il turismo di massa danneggia tutto il sistema cittadino. Quindi il primo punto che è emerso è che occorre tutelare la qualità piuttosto che la quantità del turismo. Questo si può ottenere introducendo un sistema di prenotazione e incentivi, come abbiamo sentito da Roberta Bartoloni. Serve che la comunicazione pubblica sottolinei i vantaggi della prenotazione piuttosto che affidarsi a biglietti di ingresso e tornelli di accesso
se non si vuole che Venezia sia identificata come parco a tema. Venezia naturalmente, purtroppo, è l'obiettivo principale di speculazioni più o meno spregiudicate, avvallate purtroppo dalle diverse amministrazioni. Abbiamo in questi anni, come municipalità e come gruppo, affiancato i comitati che nei diversi luoghi della città si opponevano e si sono opposti a queste operazioni. E i risultati della mobilitazione cittadina sono stati in alcuni casi determinanti. Pensiamo alla volontà dei privati di costruire alberghi nell'area dell'ex ortobotanico a San Giobbe o nell'area degli ex gasometri. Associazioni e comitati e cittadini con la loro mobilitazione hanno convinto i privati a recedere da queste intenzioni e a trasformare in residenziale quella che era stata la loro scelta ricettiva alberghiera. La stessa mobilitazione per l'ex ospedale al mare sembra stia ottenendo il medesimo risultato, e così pure per l'ex Umberto I. Importante è la mobilitazione che si sta costruendo a San Pietro di Castello, dove le scelte di un turismo di alto livello portano addirittura ad allontanare famiglie dalle loro residenze abitate da generazioni e ad intervenire su un'area di importantissima rilevanza storico-archeologica. Tutte minacce determinate da una visione dell'industria turistica che non tiene conto delle necessità di una città. Per affrontare nel modo migliore la complessità della gestione del turismo serve costituire, sull'esempio di Barcellona, un'apposita consulta che raggruppi tutti i portatori di interessi, tutte le categorie presenti in città e che nel confronto e nel dialogo definisca obiettivi condivisi e trovi soluzioni percorribili. Solo così si dà una chance alla città. Si prende atto di quel che è stato, su cui ognuno può avere la sua opinione e visione, ma si decide di mettere un punto e di andare a capo per tentare di risollevare entro altri schemi, entro altri parametri, cercando di non continuare a commettere gli stessi errori. Il fenomeno turistico, certamente non solo a Venezia, è strettamente collegato all'abitare in città. Perché il turismo non schiacci, non elimini la vita cittadina, occorre che ci sia residenza. E non può esserci residenza se gli appartamenti sono destinati ad altri scopi o sono chiusi e inutilizzati. Serve allora urgentemente una nuova politica di investimento nel recupero delle case pubbliche, elaborando o rendendo possibili anche forme alternative a quelle tradizionali, che evidentemente non sono più sostenibili. E serve una regolamentazione della distorsione della sharing economy. Se da forme di integrazione al reddito si passa infatti alla speculazione, è chiaro che si crea uno squilibrio che va colmato. Se si vuole che un luogo rimanga vivo, è in questo contesto che è nata la proposta di legge che è stata illustrata oggi da Giacomo Menegus e da Andrea Segre, che abbiamo accompagnato col lavoro e l'impegno di tanti cittadini, di OCCE e di altre realtà cittadine per tentare di dare un freno a un sistema fuori controllo. Paradossalmente poi tornare ad avere una città più viva, rinunciando ad una fetta di profitto, serve proprio al turismo di qualità che si vuole attrarre. Il visitatore attento cerca autenticità e serve, va da sé, ad evitare il degrado, la sicurezza reale e percepita. Quindi i veneziani, vecchi e nuovi, devono seriamente porsi la domanda di che turismo vogliono e iniziare a lavorare per attrarre quello e disincentivare le forme meno desiderate. Se però lo fanno solo a parole e poi agiscono al contrario, non si va nella direzione giusta. Servono insomma nuove regole, ma anche una nuova etica dei proprietari. Pensiamo alle attività economiche. Dal convegno è emerso come vada incentivato l'artigianato artistico. Ma è evidente che per questo tipo di attività occorrono spazi, come occorrono per i giovani creativi e più in generale per tutte le tipologie di lavoro che non si possono dematerializzare. Uno dei grandi ostacoli per la permanenza e l'insediamento di attività è il costo dei fondi commerciali. Occorre allora pensare a rendite che siano compatibili con le attività ospitate, se si condivide l'obiettivo di mantenere in vita la città. È per questo che ci sentiamo di lanciare, in sintonia con Confartigianato, una campagna in cui far risaltare gli amici di Venezia, ossia i proprietari dei fondi che decidano di ridurre più o meno sensibilmente il proprio guadagno,
affittando a cifre ragionevoli i loro fondi e contribuendo alla rinascita del negozio o dell'attività. Poi chiaramente ben vengano gli spazi di coworking e i progetti smart legati al digitale. È indubbio che Venezia abbia enormi potenzialità per questo, ma bisogna anche considerare la concorrenza. La città è unica al mondo. Se però le condizioni di vivibilità non sono ottimali, anzi sempre più scadenti, se la città è sommersa dall'overturismo e carente nei servizi e nelle proposte innovative, allora perde. Fallisce nell'attrarre residenza. Si possono creare quanti campus universitari si vogliono, ma i giovani non rimangono e non arrivano nemmeno professionisti disposti a fermarsi, magari a costruire una famiglia. Al massimo si riesce a creare cosa? Occasioni come quelle del piano di valorizzazione proposto per San Pietro di Castello, ossia ricettività d'impresa, che prende tutto e non lascia nulla. Ricorda molto il mordi e fuggi, solo di un altro livello. A Venezia, come in tutti i luoghi a rischio di abbandono totale, bisogna ricominciare a dare spazio al sapere civico, non continuare a calpestare le proposte che nascono da percorsi partecipativi. È da questi che si fanno rinascere la speranza, lo spirito propositivo. È di questi che si nutrirebbe anche la nuova residenza interessata davvero a integrarsi e non solo a fruire di una bella cornice. Possiamo dire che oggi, in modo quasi spontaneo, tra relatori e presenze qualificate in sala, abbiamo dato vita ad un percorso. Questa modalità del confronto tra chi ha interessi economici e affettivi per la città può dare buoni frutti. Quindi diamoci un appuntamento tra un po' di tempo, magari tra qualche mese dopo l'estate, per fare insieme il punto della situazione e costituirne una vera di consulta del turismo. Grazie a tutti, grazie di cuore. Grazie, e adesso chiedo al Presidente di Municipalità, Marco Borghi, di portarci i suoi saluti e magari anche un'idea in merito. Grazie. Scusate. Pronto, scusate. Ragazzi. Mi scuso intanto se vi sedete ancora un attimo, grazie. Di essere arrivato ovviamente in chiusura, ma avevo un impegno fuori Venezia, ma ci tenevo, ho detto a Andrea che ovviamente questi sono i momenti in cui una riflessione si associa a un'azione, può diventare un elemento di cambiamento, perché per troppi anni, secondo me, per troppi decenni, anche con connivenze più o meno dichiarate, perché sul turismo poi bisogna anche essere un po', come dire, onesti e sinceri, tanti in maniera sotterranea, in maniera un po' così non dichiarata, hanno interessi e dopo magari manifestano altri orientamenti. Ecco, quindi bisogna anche essere sinceri, no? Per individuare chi sono gli attori reali di questa città che possano in qualche modo tentare, ormai siamo agli sgoccioli, perché questa è una città che secondo me è sull'orlo del precipizio, irreversibile. Facciamo retoriche, è così perché manca una visione, come è stato detto, almeno 50 anni che non ci sono dei veri stati generali, come c'è stato negli anni 60 la Fondazione Cini, come c'è stato l'Istituto Gramsci alla fine degli anni 90, metà degli anni 90, quando si cercava di elaborare un'idea di Venezia. E nell'idea di Venezia ovviamente il turismo, che in questi decenni ha letteralmente mangiato la città, perché l'ha mangiata, l'ha spolpata, l'ha ridisegnata, no? E l'ha aggredita fino agli ultimi spazi, non a caso alcuni citati, che gravitavano e che gravitano intorno all'area di Castello, che erano rimasti immuni, ma anche lì c'è un'aggressione ormai, come dire, totale, dagli ex cantieri a CTV, a Sant'Anna, alla Celestia che è vuota, chissà cosa faranno, all'Arsenale stesso che è diventato quello che non doveva essere, cioè il ruolo propositivo. Allora, anch'io non voglio fare retorica perché sennò ci troveremo,
Io credo che serva, ecco, come diceva Andrea, un patto con le persone per bene e di buona volontà che ci sono ancora in questa città o che vogliono bene a questa città pur non abitandoci. Io penso anche alle comunità nazionali e internazionali che autenticamente si sono spese in questi anni di assenza di politica del territorio, di assenza di politica della residenza, di assenza di politica del turismo. Questo è forse l'unico modo, ecco, fare appunto gli stati generali, cercando laddove sia possibile di fare anche dei passi indietro. L'altro giorno parlavo un po' con dei gondolieri, devo essere sincero, responsabili, alcuni di questi abitano anche a Venezia e loro stessi, che sono un'espressione forse magari di punta, no, del turismo, in realtà stanno percependo che questa cosa li travolgerà anche loro, pur essendo attori e parte viva. Cioè ci sono persone che dovrebbero riunirsi intorno a un tavolo, non in maniera così rapsodica, ma in maniera sistematica, e iniziare a sollecitare, incalzare chi ha poi le leve del comando, perché sai bene che noi in municipalità poi più di così sensibilizzare, di riflettere non abbiamo nulla, e quindi interrogare profondamente con argomentazioni il Comune, la Regione e tutti quegli attori di cui si è parlato prima, pubblici e privati, che piano piano appunto anche loro stanno svendendo il patrimonio, perché è chiaro che il patrimonio edilizio, l'abbiamo visto con tante società private, è una rendita di capitale importante, quindi meglio trasferire i servizi in terraferma e avere una rendita dal punto di vista economico diretto. Ecco, io questo mi sento di dire. Ovviamente laddove ci sia la possibilità, e la municipalità potrebbe essere uno di quei soggetti in grado di riunire, insomma, o di tentare di riunire intorno a un tavolo, ecco, qui coloro che dicevo prima. Questo è perché una città che inevitabilmente perde servizi, perde mobilità, perde commercio, è una città che ti spinge poi ad uscire o a non investire, perché è evidente che intorno a un deserto l'investimento di un cittadino residente diventa quasi una bandiera, insomma, come l'attacco dei cowboy con gli indiani. Quindi ribadisco, la municipalità è presente, noi abbiamo fatto ovviamente diversi incontri proprio sul turismo con alcuni ospiti che ho visto nel convegno, e mi spiace, spero che ci sia la possibilità anche, so che viene ripreso, quindi di avere i materiali, perché sono elementi poi che possono aiutare. Ecco, siamo arrivati quasi al capolinea. Ecco, il capolinea bisogna aggredirlo, perché se passi quella soglia, poi certi punti di non ritorno storicamente anche, insomma, chi ha una profondità di visione sa che le città vivono di cicli, di flussi e di diagrammi, vanno, tornano, rialzano. Noi stiamo andando al punto di rottura, di non ritorno, ovviamente questo non me lo auguro, ma ecco, anche l'occasione di oggi dimostra che comunque c'è in città, ci sono in città coloro che comunque fino in fondo sono disposti a voler bene questa città concretamente e a dare il contributo laddove possono farlo. Grazie. Grazie. Io a Brugnano non l'ho mai visto. Mai visto, ho chiesto anche degli incontri, ma non ho capito, scusa. Devo andare al Tronchetto, però il Tronchetto non ho capito cosa ha chiesto. Se ho un Brugnaro non l'ho mai visto. Comunque il sindaco oggi non poteva, mi ha fatto chiamare che non poteva. Questo è quanto. Buona serata, grazie a tutti.